ditemi che non vi sono proprio piaciuti o che non vi ho svegliato bene questa mattina. Avete sentito che musica? Io penso che se investissero di più sulla musica, sull'arte, sul teatro, sulla ricerca. Cosa dice? Parliamo con Enrico Bruttomesso, portavoce Europa Verde. Buongiorno Bruttomesso, cosa dice? Ha sentito come ho svegliato questa mattina? Prego. Buongiorno Mirella, buongiorno ai telespettatori. Sì, certo, la musica classica, soprattutto suonata da un'orchestra, secondo me mette buon umore la mattina presto, sicuramente questo. E dovremmo pensare un po' di più a dare una mano anche alla cultura, soprattutto anche nel nostro Veneto, ovviamente, perché spesso e volentieri non è così ben stimata, diciamo, e seguita, diciamo, se non per poche persone, però dovrebbe essere più diffusa. Allora Bruttomesso, ci racconti proprio dal suo punto di vista, dal suo osservatorio com'è la situazione, perché io sono molto preoccupata avendo un banco solidale e sentendo anche artigiani, commercianti, poi l'operaio, il pensionato, che poi queste prime figure sono il cuore pulsante del nostro territorio, della nostra economia, ma sono veramente preoccupata perché mi sembra che siamo orientati su cose completamente estranee per quello che invece potrebbe essere il bene del nostro paese, che è la creatività, che è la ricerca, che è, come dice lei, la cultura. Ma come fanno a non capire che un paese deve volare e non può chiudersi? Prego. Beh, sicuramente bisogna partire dall'analisi del territorio, cioè noi, soprattutto il nord-est, diciamo in generale, ma anche l'Italia, noi siamo un paese di manifattura, no? Di piccola manifattura, e dovrebbero essere queste le manovre che servono per sostenerla. Nel momento in cui andiamo a vedere azioni solo per grandi imprese, tendenzialmente multinazionali anche, che hanno poco a che fare con il nostro tessuto locale, e sicuramente mettiamo in crisi completamente il nostro sistema paese. E diciamo che le grandi distribuzioni, per esempio, mettono in crisi il nostro piccolo artigianato, mettono in crisi il nostro piccolo commercio, pensiamo anche ai piccoli alimentari. Io in questo momento qua sto facendo la diretta da un comune del Vicentino, si chiama Nugarole Vicentino. È un comune di montagna, 600 metri sul livello del mare, e vedo un piccolo paese di 1200 abitanti con la chiusura dell'ultimo alimentare, la perdita del medico di base, molto probabilmente la piccola farmacia chiuderà proprio per la mancanza del servizio sanitario, e vediamo un sistema tutto in crisi, ovviamente, no? Calcolando che una ventina di anni fa c'era un macellaio, c'era l'alimentari, c'erano piccole attività che piano piano purtroppo col pensionamento, perché non c'è stata una rigenerazione, diciamo, familiare e tutto quanto, vediamo uno spopolamento, diciamo, e quindi è una piccola figura, una piccola finestra che la ritroviamo in tutto il Veneto e la ritroviamo ovviamente in gran parte d'Italia, no? La concentrazione verso le grandi città e una perdita nel territorio limitrofo. E questo è un grandissimo problema, soprattutto in una visione politica, che io dico sempre, poco attenta, e soprattutto forse che fa quelle azioni, quelle proposte che sono troppo lineari, diciamo, e non hanno proprio la visione del piccolo territorio e soprattutto quello periferico, che è quello che rischia sinceramente una crisi, oltre anche alle crisi ovviamente mondiali che hanno aumentato i costi, aumentato l'energia e via dicendo. Ecco, forse la visione sarebbe quella di conoscere meglio il territorio e fare delle azioni specifiche, non so, per la montagna, per le zone di pianura a tradizione agricola, in modo tale che attività commerciali siano supportate e abbiano anche quelle agevolazioni fiscali, diciamo, proprio per mantenere una popolazione in tutto il territorio. Però è vero anche, Bruttomesso, che noi non riusciamo sempre a capire, ad avere una corretta informazione, perché non è sempre facile. Quello che però traspare è che c'è un centro-sinistra disunito, c'è un centro-sinistra diviso anche tra di loro. Vediamo anche le ultime deroghe anche a livello regionale, dove abbiamo sentito sia la Guarda che la Bigon
dove qualcuno ha votato anche, si è astenuto addirittura del PD su una deroga molto importante, che era quella di riuscire a far passare le autovetture a una certa quota di altezza. Prima che era cosa impossibile perché erano solo quei residenti che potevano usufruire. C'è qualcosa che non si riesce a capire, perché quando io li ho in trasmissione tutti bravi, tutte buone idee, quando però c'è da votare una cosa che è veramente utile per tutti, perché stiamo parlando del territorio che è di tutti, vediamo che si astengono, addirittura il PD. Cosa mi dice Bruttomesso? Beh, in realtà lei sta parlando delle possibilità di transito sulle strade silvopastorali praticamente di montagna, no? Calcoliamo che sono strade non asfaltate, diciamo, spesso e volentieri sono inerbate e sono utilizzate solitamente per la gestione delle foreste e dei boschi. E in questo caso qua il voto in Consiglio regionale è dipeso più che altro su un pro e contro cacciatori, perché ovviamente la deroga permette il transito ai cacciatori. Io non l'ho detto, infatti l'ha detto lei, perché speravo che lo dicesse. Io non l'ho detto, mi sono fermata a metà strada. Prego, Bruttomesso. Sì, diciamo che i cacciatori in Veneto è un mondo che alcune politiche, alcune forze politiche tendono a sostenere, ovviamente. Non è il sostegno che avranno da Europa Verde, anche perché comunque hanno molte libertà lo stesso, solo che andare ad accedere a territori incontaminati, vi dicendo, proprio per la funzione di caccia non sembra una cosa molto utile a tutti i cittadini. Questa è la questione, parliamoci chiaro, Bruttomesso, non è per agevolare questi percorsi, qui c'è qualche lobby sotto che ha spinto e ha spinto molto bene, visto che le lobby sono quelle più ascoltate, i nostri bisogni no, ma le lobby sì, che vanno tutto all'incontrario a quello che dovrebbe essere il bene del territorio, vengono molto ascoltate perché là ci sono i voti, ci sono persone che con le lobby si hanno fatto la poltrona politica, questo lo dico io, Bruttomesso non lo dice lei, io l'ho lasciato i cacciatori a lei, il resto della politica me lo prendo io, perché non si può neanche continuare proprio a non percepire questo malessere che poi viviamo tutti, specialmente i nostri giovani. Sentiamo cosa ne pensa il nostro Rinaldo da Venezia. Rinaldo, cosa ne pensi di quello che ha detto il nostro Enrico Bruttomesso? Rinaldo, non ti sento. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Guarda Mirella, sì, lo sentivo, sentimi Mirella. Mirella Abbassa la televisione, per favore. Sì, io mi sono dell'idea. Allora, sono stato su Grappa domenica, va bene? Sono andato da un amico a Lepre, su una maglia. Mi sono alzato e ho guardato il balcone. Una meraviglia, vedere un vento, ma una giornata meravigliosa. Come che dice, era assurda questo signor qua. Insomma, avevamo in Grappa qua vicino da me a 10 chilometri, che è una roba meravigliosa. Beh, so già un spettacolo. E come che dice io, i tanti sì problemi calori, pensa che sto qua per farsi la strada, il contributo, però mi tocca farsi a lui, perché se non vedevo di quei maglie e quelle robe, è grappa che sono a tolti. Bisogna dargli una mano, e per adesso sta a Borcio, i suoi giovani, 3 ragazzi giovani, gli hanno messo su un negozio che vende robe sue, ma una roba, prezzi non buoni, buonissimi, quasi insoniamo che i prezzi là. I giovani che Dio darsi la faccia, ma veramente era tanto che non andavo verso Borso che zone che era. Dice, guarda, dice Dio, darsi la faccia tutti, dice con gli olivi, che adesso gli olive, ma gli lavora da qua, poi va in bottega, guarda, vede tanti bravi fiori da 27, 28, 30 anni, noi avevamo da aiutare i fiori che aveva. Noi i cacciatori di Cregea, da Carea, li conosco a tantissimi, va bene? È proprio una lobby che purtroppo è così. Quando i bisogni della gente non deve andare a politica, ha bisogno della strada, di fare una roba, se la fa e basta,
se è utile per tutti, è giusto farla senza andare si mettere d'accordo, no, sì. Una cosa, quando serve per il pubblico, si fa e basta. Purtroppo bisogna ha tutti questi problemi qua. Se noi altri veneti, con l'esperienza, con quello che siamo buoni a fare, se svegliassimo una santa di più, questo dico se svegliassimo una santa di più non sarebbe male. Sarebbe non utile, utilissimo, e sarebbe un regalo per andare a fargli a tutta la popolazione. Comunque Mirella ti ringrazio, ti saluto e saluto il tuo ospite. Grazie al nostro Rinaldo. Ecco, l'opinione pubblica che delle volte sta cercando veramente di parare anche politicamente, ma non riesce mai a trovare quello giusto, perché bisogna dire anche la verità, basta vedere com'è diviso il paese e quanta poca gente ormai va a votare perché è sfiduciata, anche se io dico che è sbagliato, perché bisogna assolutamente essere presente e partecipare. Però ecco, c'è questo sconforto da tutti gli esempi anche negativi che abbiamo, però anche voi state facendo del vostro meglio, ma non è che siete tanto ascoltati. Come mai a parole anche i veneti sì per l'ambiente, sì per la qualità della vita, del territorio, però dopo quando vanno alle urne vota tutta da un'altra parte, o sbaglio? Beh, sinceramente nel momento delle campagne elettorali diciamo che l'opinione si gira sempre un po' sul più forte mediaticamente, no? Quello che è più presente, quello che sembra più credibile. Poi la responsabilità ovviamente politica è quella di portare avanti le azioni e le proposte che hanno fatto. Vediamo a livello governativo che il discorso pensioni, il discorso qua, il discorso protezione, questo e quell'altro, non mi pare che dopo un anno di governo siano mantenute. Questo si rispecchia sia a livello nazionale sia anche a livello regionale. È una cosa piccola che voglio dire è questa, no? Cioè, il Veneto ha sempre chiesto l'autonomia, fra un annetto dicono che avremo l'autonomia differenziata, però sono 15 anni che Belluno chiede l'autonomia al Veneto e la regione non l'ha mai concessa. Quindi ci sono da porre su dei piatti della bilancia praticamente sicuramente, come si dice, la valutazione delle proposte. No, aspetti Bruttomesso, perché ha detto una cosa importante. Quanti anni è Belluno che cerca di avere l'autonomia dalla Regione Veneto? Poco più di 15 anni. E non l'ha mai ottenuta? Mai ottenuta. Ecco, questo avete sentito, l'ha detto Bruttomesso, non dice le cose a vanvera, dice le cose come stanno, però questo pochissimi lo sapevano, è giusto che sappiate anche come funziona. Prego, Bruttomesso. Sì, ecco. E poi su questo è ovvio che su grandi momenti elettorali ci sono le proposte lineari per il Paese. Nei momenti invece in cui andiamo nelle realtà più locali, che sono quelle regionali o quelle comunali, ovviamente bisogna avere la prospettiva non tanto del partito politico, ma quello delle proposte, no? Noi come Europa Verde sappiamo che siamo piccoli, è difficile arrivare nelle case di tutti i cittadini e quindi anche le nostre proposte alcuni le conoscono e tanti altri non le conoscono, no? E tramite la consigliera regionale Cristina Guarda, per esempio, sono 2 anni che a bilancio noi chiediamo praticamente una politica per la montagna, no? Sull'insediamento, quindi delle agevolazioni, c'è un fondo regionale che si può utilizzare, delle agevolazioni per la prima casa per i giovani. E ovviamente puntualmente nel bilancio non viene approvato. Sono piccole cose che dovrebbero dare una mano in questi territori tendenzialmente da tantissimi decenni tendenti allo spopolamento, e quindi sono delle azioni che noi proponiamo per i cittadini, ma facciamo fatica anche ad avere come si dice, la visibilità tale da fare una propaganda politica giusta e corretta. Bruttomesso, però la visione che ha lei dei giovani, perché questi giovani invece che sono molto attenti all'ambiente, questi giovani che cercano anche di gridare il loro dolore, anche scendono nelle piazze, sono loro che poi vediamo che ci mettono la faccia per far capire l'importanza dell'ambiente, del territorio, della qualità della vita, dell'aria. Ecco, sono in prima linea, eppure questi giovani sono visti sempre nella maniera sbagliata. Ecco, cosa si potrebbe fare per far capire invece che
abbiamo dei bravissimi giovani, anche loro poco ascoltati, perché questa è la semplicissima verità, non li ascoltano, eppure avrebbero le idee molto chiare. Ecco, la scuola può fare quello che può fare, ma il resto è la società, ma questa società è molto divisa. Prego, Bruttomesso. Sì, dobbiamo dircelo comunque che i cambiamenti saranno solo le generazioni a portarli, perché tendenzialmente nessuno ascolta le future generazioni che saranno i futuri politici, diciamo. È incoraggiante che le generazioni attuali di ragazzi che hanno dei 16 anni e 25 anni in futuro saranno loro a essere i rappresentanti politici, indipendentemente da che partito, e se hanno questa mentalità qua sull'attenzione dell'ambiente sicuramente è qualcosa che cambierà in futuro. È un po' desolante sapere che praticamente la classe politica attuale non li ascolta, no? Generalizzo in questo momento qua perché è ovvio che Europa Verde non guarda tanto la persona o il rappresentante politico e via dicendo, cerca di proporre azioni che per un futuro. Noi siamo concentrati sull'ambiente, sui cambiamenti climatici, ma anche sulla sanità, perché per noi è ovvio che un One Health, come lo definiamo noi, è una sanità unica, è che se l'ambiente è sano ci si ammala meno. Noi sappiamo che anche nella nostra pianura il 20% di patologie sono derivate anche da uno stato ambientale poco sano, e cercheremo ovviamente di spingere anche le nuove generazioni a partecipare alla politica, perché loro possono fare una parte, non solo quella della protesta e di andare ovviamente in piazza e chiedere alla politica di fare qualcosa, ma devono essere anche loro a iniziare a entrare nella politica e far parte del sistema praticamente per fare un cambiamento vero e proprio. Allora, quello che preoccupa anche è che stiamo parlando con Enrico Bruttomesso, portavoce Europa Verde, ma mi sembra che in questo momento, in questi mesi, stiamo vedendo un'Europa bellica. Cosa sta succedendo secondo lei, Bruttomesso? Perché noi cerchiamo di combattere e di cercare di migliorare l'ambiente, poi ci sono queste guerre terribili e atroci che distruggono tutto quello che si è fatto anche con tanta fatica. Basta un niente per vedere, siamo a due passi, perché non è che la guerra ce l'abbiamo molto lontana, e quello che vediamo ci fa inorridire, è una cosa sconvolgente. Prego. Beh, stiamo vivendo un momento che non è una guerra singola russo-ucraina o la guerra israeliano-palestinese, e ce ne sono tante altre ancora nel mondo, e stiamo vivendo una crisi mondiale di geopolitica pura. Spesso e volentieri sono guerre di sopravvivenza e sono guerre sovraniste. E se noi pensiamo alla Russia, non ha grandi interessi di andare in Ucraina, in realtà. È un paese, la Russia, che il 70% delle entrate sono materie prime. E attualmente sta diventando il leader mondiale della produzione di grano grazie ai cambiamenti climatici, quindi un freddo meno rigido in Russia permette anche la coltivazione di distese enormi di frumento. E in questo momento qua ovviamente indebolire l'altro paese grande produttore come l'Ucraina è un favore anche interno. È un sistema protezionistico, ma lo vediamo in tutto il mondo questa cosa qua, cioè la possibilità di un paese di essere sovranista, di cercare di tutelare i suoi mercati, vi dicendo, andiamo sulla teoria del conservatore, no? Praticamente tutti nel suo piccolo orticello, tutti a proteggere le loro lobby, vi dicendo, senza avere una visione più estesa. L'Europa attualmente, noi sappiamo benissimo dalla fondazione, non è compiuta. Dovremmo arrivare a un modello di Europa unita, di Stati Uniti d'Europa, anche per contare qualcosa sul livello mondiale e non subire ovviamente la Cina, la Russia e gli Stati Uniti. E questa cosa qua purtroppo è un orizzonte molto molto lontano. Tutte le politiche europee attuate fino adesso, dalla PAC in agricoltura, ma anche sul Fondo Sociale Europeo e via dicendo, hanno fatto tantissimo bene per l'Italia e per tutti gli Stati europei, per lo sviluppo e anche per portare dei fondi. Se noi continuiamo con politiche governative italiane, ma anche di altri paesi, vediamo la Polonia, vediamo l'Ungheria, che sono protezionistiche, conservatori,
ovviamente noi non avremo mai una possibilità di tutela, diciamo, dell'Europa e anche di contare verso il mondo e contare soprattutto anche come attore per la pace delle altre guerre. Cioè, l'Europa non può andare a fare la mediazione in Israele e in Palestina, perché ovviamente ogni Stato è libero di fare quello che vuole. E questa cosa qua, secondo me, alle prossime europee che saranno probabilmente tra l'anno prossimo, tra maggio e giugno, questo potrebbe essere anche che i cittadini facciano una riflessione più grande e vadano verso quei partiti ovviamente che sono propensi a un'Europa unita piuttosto che a una spartizione politica dei seggi europei, questo e quell'altro, per mantenere lo status che è, come si dice, in questo momento qua è un po' conservatore, diciamo, di ogni campanile. Ecco. Ma anche perché in Europa noi vediamo che anche le nostre squadre politiche che ce le abbiamo, purtroppo, dico io, se fossero squadre diverse, forse riusciremo a portare a casa più soldi presentando dei progetti come fa ad esempio la Spagna, cito la Spagna perché è quella più conosciuta, che riesce sempre a rilanciare, a portare a casa questi soldi importanti che l'Europa ti dà nel momento che presenti questi progetti validi. Ma c'è una squadra importante, sono da anni che loro cercano di migliorare, di capire come fare, presentando veramente dei progetti importanti. Ma noi proprio non ci stiamo, non ce la facciamo, perché non è possibile che noi non riusciamo a portare a casa, con le menti che abbiamo i migliori ricercatori, i migliori ingegneri, abbiamo una creatività incredibile, eppure non riusciamo a farcela. Qui non è colpa nostra, scusi Bruttomesso, qui c'è qualcuno che sbaglia degli indirizzi di qualche persona, o sbaglio? Beh, mi collego subito sui fondi del PNR, no? Che sono fondi europei che l'Italia è riuscita a portare a casa, una parte ovviamente in prestito, una grande parte in prestito, e sullo stesso piano la Francia li ha già spesi. Ne aveva un quarto, ma li ha già spesi subito. È l'attuazione politica, secondo me, che non riesce a fare un sistema veloce per prendere questi fondi. Sicuramente anche le nostre amministrazioni piccole, comunali, hanno difficoltà di personale, non è colpa di nessun sindaco, di nessun partito politico. Abbiamo un sistema che manca un po' di personale, quindi è difficile fare i bandi, accedere e via dicendo, e anche arrivare all'informazione di quello che c'è. Questo qua dovrebbe essere la regia dello Stato nazionale. Lo Stato nazionale che dovrebbe spiegare bene dove sono i fondi, cosa si possono fare, dove si possono andare a prendere e via dicendo. Io ho avuto la fortuna di fare anche un'abilitazione master di europrogettatore, conosco bene dove sono i fondi, dove si possono andare a prendere, e tante volte faccio delle consultazioni a degli amministratori che mi chiedono se ci sono dei fondi e io dico dove andare a vedere. Ma questa cosa qua l'amministrazione dovrebbe avere una cabina di regia più alta che gli dice guardate che ci sono i fondi europei. Ecco, forse da noi manca questa cosa qua. Non è facile prenderli sempre, perché i fondi europei difficilmente vanno diciamo all'amico dell'amico. Bisogna avere una buona progettazione, bisogna avere una persona che segue il progetto, un business plan, e chi ce l'ha porta a casa fondi, e tanti comuni, ovviamente noi lo sappiamo benissimo, che riescono a fare questa cosa qua. Però manca una regia, manca come si dice, un ufficio a cui riferirsi, in cui può un amministratore, in questo caso qua, o anche un ente più alto, essere consigliato e indirizzato e aiutato soprattutto. Negli altri paesi come la Spagna l'hanno fatto, hanno dei centri minori che danno una mano e via dicendo. In Italia purtroppo tante volte viene delegato al privato, che va bene sempre perché sono società comunque del territorio e via dicendo, però non è la stessa cosa nel momento in cui un'amministrazione non riesce a programmare sia le spese per le consultazioni sia poi le spese per arrivare al bando stesso. Però, mi scusi Bruttomesso, noi abbiamo i parlamentari europei. Ci vuole spiegare qual è il ruolo del parlamentare europeo? Perché noi non l'abbiamo ancora capito.
Cioè poi non riusciamo a capire, lei sorride ma mi viene da piangere, perché vanno a casa con dei bei soldini queste persone qua. Vorrei capire anche qual è il ruolo, ecco, perché diamo sempre all'Europa, cosa ha fatto l'Europa? Sì, ma ci siamo anche noi là che votiamo, o sbaglio, brutto messo? No, Michela ha pienamente ragione. Vorrei fare una considerazione personale, ovviamente, non di partito. All'inizio dei primi parlamentari europei, europarlamentari italiani, diciamo che tante volte la politica ha mandato in Europa un sistema di pensionamento, quando voleva anche liberarsi di qualche personaggio all'interno di, diciamo, correnti all'interno dei partiti, no? E quindi non mandavamo qualità in Europa, non mandavamo tecnici. Cosa fa l'europarlamentare? L'europarlamentare deve praticamente seguire l'iter delle leggi europee, che non sono lunghe, ma sono standard fissate per il benessere di tutti i paesi, no? Che fanno parte. Per fare una legge in Europa servono 3 anni. Il primo anno la legge viene approvata in commissione. Tutti gli europarlamentari che fanno parte di quella commissione controllano e possono anche fare degli emendamenti e via dicendo. Poi passa nel Parlamento, se viene approvata, e passa al terzo anno al Consiglio. Il Consiglio è l'ente in cui fanno parte tutti gli Stati, in questo caso qua non gli europarlamentari, ma in questo caso qua vanno o i ministri o i capi dello Stato che sono interessati per votare, e il problema è che il voto finale della legge deve essere unanime. Questo è un po' il vincolo, no? No, l'ha spiegato anche bene, la ringrazio, brutto messo, perché sembra che noi non votiamo, che non sappiamo mai niente, ma siamo là e alla fine si vota. Allora abbiamo Leone a Trebasele che poi continuiamo. Vai Leone, hai sentito Leone che bene ha spiegato, brutto messo, il ruolo dell'europarlamentare? Sì, sì. No, mi sembra che, non lo so, io sarei un verde. Sarei un europeista verde, cioè sarei un terrestrial verde, perché io sono dell'opinione che qui bisogna cancellare tutto, rifare un mondo nuovo, fatto di terrestri, che non ci siano più nazioni, che non ci siano più guerre, che ci si pensi solo al pianeta, però questo non sta succedendo. Io non ho mai votato i Verdi perché mi sembra che siano un po' bacchettoni. Cioè tu non puoi fare questo, non puoi fare quello, non puoi fare quell'altro, non puoi fare st'altro. Io sono d'accordo che ti possono dire tu non puoi fare questo, non puoi fare quello, però siccome io sono agricoltore, se non mi lasci fare questo, non mi lasci fare quello, mi devi dare un contributo perché io non faccia questo o non faccia quello, perché già come sono adesso, che adopero tutto quello che c'è che non si dovrebbe adoperare, non guadagno niente. Perciò quando uno dice tu non devi fare questo, devi fare quello, sì, però tu mi devi dare un aiuto. Perché per esempio io adesso sarei pronto a piantare piante, come abbiamo visto l'altro giorno questa signora che sta facendo dei tessuti da queste piante, per esempio. Sì. Io sarei pronto a piantarle le piante, ma però prima di tagliarle mi vorranno anni e di che cosa vivo? E quello è il problema. Il problema dei politici è che ti dicono non devi fare questo, non devi fare quello, però ti devono mettere in condizioni perché tu non faccia questo, tu non faccia quello. Poi un'altra cosa, tutti questi pesticidi che non vanno bene non dovrebbero neanche essere prodotti. Punto, questo è il fatto. E adesso abbiamo visto nelle montagne nel Bellunese che ci sono molte piante secche che sono morte e queste piante secche sono ancora là. Come mai non vengono ripulite, non viene messo in ordine? Perché è stato provato che una montagna coltivata brucia meno di una cioè brucia infinitamente meno di una che non è coltivata. Perciò io penso che la montagna dovrebbe essere vissuta, coltivata
e tenuta bene. Questo è il problema. Grazie Mirella, ciao. Grazie Leone, anche perché come hai detto molto bene poi queste piante a terra, se non vengono portate via, producono dei funghi che sono veramente tossici, ecco, per il territorio. Prego Bruttomesso, come commenta, poi andiamo in pubblicità. Sì, col signore che ha telefonato sicuramente ha una cosa in comune, che sono agricoltore anch'io. E quindi di montagna, so cosa vuol dire, le difficoltà e vi dicendo. Allora, noi non siamo contro tutto quanto e anzi non siamo contro l'agricoltura. Posso dire una cosa, per me la transizione ecologica futura, transizione energetica e vi dicendo, passerà su 3 figure basi. Uno è l'agricoltore, ovviamente, perché dalla terra dovremo sempre avere bisogno di mangiare. L'altro sarà l'elettricista e l'altro sarà l'idraulico. Sono tutti i nostri vicini di casa, saranno loro a fare la transizione energetica, ovviamente col cambio tecnologico. Al di là di questo, le politiche, tipo quello che ha parlato della montagna, sulla gestione delle foreste, in realtà lo spopolamento delle montagne che sono state fatte in questi anni qua hanno permesso un abbandono, diciamo, proprio di persone che una volta gestivano le foreste, i boschi, tutto quanto. Io ho il mio bosco di 1 ettaro che gestisco, lo tengo bello pulito tutto quanto, è difficile che prenda fuoco ovviamente. E nell'altra montagna dove ho parlato dei pini che hanno preso il bostrico, diciamo, quelli lì sono zone che saranno a un grande rischio di incendio, di facilità di incendio, diciamo. Cosa significa? Servono dei fondi perché vengono portate fuori velocemente, perché comunque è legno che diventa cippato, che può essere utilizzato anche per le biomasse. Quindi in realtà abbiamo problematiche sul territorio che devono essere gestite, ma serve che la politica che attualmente è al governo faccia queste azioni qua, perché noi per esempio nella nostra attività di opposizione possiamo proporre nelle commissioni, proporre nei consigli regionali, per esempio, vi dicendo delle azioni, ma poi se non è la politica che governa, che attua o che accetta le nostre proposte, purtroppo tutto rimane fermo. Però Bruttomesso, noi in Regione avevamo anni fa uno dei centri più importanti che riguardava proprio le foreste. Era un centro veramente importantissimo, come abbiamo gli agronomi. Lei li sente mai parlare? Se non li invito io, non sappiamo neanche che esistono e sono figure fondamentali. Sono persone che conoscono il territorio, che sanno benissimo anche come curare il territorio. Ma perché queste figure non si vedono mai, non sono proprio ascoltate? Eppure è stato smantellato nel silenzio totale questo importante organo forestale che avevamo. Sì, diciamo che soprattutto con la perdita, diciamo, del Corpo Forestale dello Stato, che è stato unito praticamente con i carabinieri, anche i centri vivai di produzione delle piante autoctone che poi vengono utilizzate per impianti in montagna, in collina e anche in pianura, questa cosa qua comporta che nessuno sappia di questi centri, che posso dire che comunque in Veneto, come ha detto lei Mirella, abbiamo uno dei migliori, però io posso dirle anche che a livello italiano sono rimasti ancora pochi. Sono rimasti questi pochi qua che sono stati assorbiti dalle regioni, ma in altre regioni sono stati proprio smantellati, non esistono più. Quindi, siccome anche dall'Europa ci sono un sacco di fondi proprio sulla politica delle foreste, la mancanza di vivai non ci permette ovviamente di accedere a questi fondi. Quei problemi che abbiamo noi, perché noi le foreste fortunatamente le abbiamo ancora poche, ma ci sono, però se non riusciamo a capire di mettere delle persone veramente competenti, responsabili e consapevoli non ne andiamo fuori. Cosa c'entrano i carabinieri col gruppo forestale? Io mi domando, cosa c'entrano? Ma cosa hanno fatto? Guardate che stanno smantellando il paese nel silenzio totale, noi dobbiamo supportare invece le persone che si battono per questo. Questa è la mia idea, perché vedo come stanno andando le cose, li sento, li ascolto e sono persone veramente preparate e competenti che non sono ascoltate. Io non riesco a capire dove vogliono andare a parare e perché mettono all'angolo quelli che potrebbero migliorare la qualità della vita anche del nostro territorio. Pubblicità.
Pietro da Zero Blanco, Piero da Zero. Ciao Pietro. Ciao Mirella, come stai? Bene? Bene, Sì, grazie, sì. tu anche? Sai che parlavi adesso di lì. Mi domando, tutti che legni che porta basso i canali, i fiumi. Una volta in Gazzara, Catale e legni per far fuoco, in Ava, adesso se deve portare via legni del demanio, è lo Stato che deve rinunciare come poi dopo, che è roba del demanio. Sia sa come una volta che ognuno andasse addosso ai legni, e il legno non era tutto idea, perché il legno, se ya sai, con presto tardi, va tutto il tempo in acqua. E poi a sangue a gente che nasce catarse e fa fuoco, come fuoco una volta. Va bene, ciao. Grazie Piero, anche Piero ha fatto le sue riflessioni. Come commenta Bruttomesso? Una volta si poteva fare tante di che roba e non ne sa far più niente, neanche a scaldarsi qua legna buttata via. Prego. Beh, insomma, dai, devo dire una cosa. La legge che si può andare a raccogliere nei fiumi, nel greto dei fiumi, soprattutto quando è in secca e in sicurezza, esiste ancora e si può ancora tuttora andare a prendersi la legna. Oh, l'hai sentito? Bisogna che veniate più in televisione a parlare chiaro, perché avete sentito il messaggio che è passato. Sempre così è. Mi fa piacere Bruttomesso. Allora si può raccogliere la legna negli argini dei fiumi, nessuno ti fa niente. E se arriva qualche legge ci abbiamo Bruttomesso. Sì, diciamo una cosa però, non è che si possa entrare con le macchine, con i mezzi in mezzo al greto del fiume. Tendenzialmente una volta la raccolta a mano all'interno dei fiumi era permessa ed è ancora permesso tuttora, ovviamente sempre nella sicurezza. Se una persona volesse, non so, utilizzare dei mezzi, un camion, vi dicendo, entrare nel greto del fiume, diciamo che qua andiamo un po' oltre, diciamo, il permesso di raccolta, ecco. No, ha fatto bene anche a spiegarlo. Allora andiamo a vedere i due servizi, poi li commentiamo, questi due video che ha mandato Bruttomesso. Siamo qua per ribadire la necessità di ridurre l'impatto ambientale dei voli dell'aeroporto di Treviso sulla città. I cittadini di Quinto e di Canizzano e Sant'Angelo non possono continuare ad avere questi livelli di inquinamento dell'aria e di rumore. Sit-in dei militanti di Europa Verde martedì all'aeroporto Canova per porre l'attenzione sui danni che il masterplan prospettato per l'ingrandimento e l'aumento dei voli da Treviso crei danni all'ambiente e alla cittadinanza. L'aeroporto c'è, chiaramente il comune non potrà eliminarlo, però siamo contrari ad ogni tipo di ampliamento. Vogliamo che le regole sulla tutela del rumore e dell'inquinamento atmosferico vengano rispettate. Il comune questo può farlo e deve farlo. Inquinamento acustico e atmosferico al centro delle contestazioni. I candidati consiglieri e organizzatori del sit-in mettono in guardia anche sull'importanza della tutela dell'ecosistema del Parco regionale del Sile, che il costante sorvolo di aerei mette a rischio, ma non solo. Siamo qui anche per ribadire la necessità di utilizzare mezzi alternativi all'aereo, quindi soprattutto la mobilità su rotaia. Una fabbrica può durare 5 anni, 10 anni, 20 anni e poi che cosa ne facciamo quando abbiamo ucciso il territorio? Non è che domani mattina dove c'era il cemento ci pianti il grano turco e lo raccogli, non funziona così. Da una parte la fabbrica, ovvero Baxi e Pengo, con il domino di spazi che va dall'ex IAR a San Lazzaro, dall'altra l'ambiente, il suolo, l'ultimo lembo di Campagna Bassanese. Rischia di profilarsi sulle due rive della Brenta questo scontro fra ambiente e lavoro, ma ormai è chiara la necessità di trovare una strategia che salvaguardi entrambi. Siamo semplicemente qui a compendiare compendiare le esigenze legittime del privato con il bene pubblico. Il tema del consumo di suolo e della sicurezza idrogeologica è di grande importanza proprio in queste ore. Abbiamo a 300 km da qui tanti nostri compatrioti che stanno morendo e hanno disagi grandissimi per uno sviluppo idrogeologico non tenuto in considerazione, e noi queste preoccupazioni ce le abbiamo. Europa Verde suggerisce che al netto dei progetti su San Lazzaro ci sono molte altre aree utilizzabili per l'allargamento di attività già esistenti. Sono scelte che marchieranno profondamente il nostro territorio, quindi crediamo che in questo momento nell'area bassanese e non solo ci siano altre possibilità di aree già utilizzate, dismesse, da ribonificare, da utilizzare. C'è quindi un'altra strada che non prevede lo scontro fra ambiente, lavoro, sviluppo e protezione del suolo. Lo prevede anche la Costituzione. La nostra Carta Costituzionale
lo prevede che l'interesse privato non può prevaricare l'interesse pubblico. Quindi noi chiediamo che la politica faccia e la società facciano il loro lavoro. Allora Bruttomesso, abbiamo visto 2 servizi ricavati dai nostri telegiornali, uno riguardava l'aeroporto a Treviso e Canova e l'altro San Lazzaro a Bassano. Come li commenta? Allora, parto dall'aeroporto. Il sistema aeroportuale di Treviso è sovraccaricato, la pista, i terminal, vi dicendo, non sono stati costruiti con questa media di voli praticamente. Noi chiediamo ovviamente una gestione del sistema nord-est dei voli. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Treviso è sovraffollato e ha deviato alcune tratte fino a Venezia, quindi delle compagnie low cost vediamo che possiamo prendere l'aereo a Treviso e anche a Venezia, come anche a Verona. Però c'è da ricordare una cosa che ovviamente in questo servizio qua non è stato citato, ma noi siamo in collegamento anche con Europa Verde Friuli Venezia Giulia, che praticamente l'aeroporto di Trieste, per esempio, fa 20 voli al giorno. Cioè, ne fa pochissimi. È sottovalutato e vi dicendo, quindi noi chiediamo una ridistribuzione ovviamente dei voli nel nord-est in modo tale che si possa anche gestire proprio il discorso dell'inquinamento e anche del rumore. Allo stesso tempo, una cosa che noi a livello italiano come Europa Verde, come Verdi, chiediamo è che per le tratte inferiori di 3-4 ore di un mezzo di trasporto pubblico, quale sia la ferrovia, non siano utilizzati voli a breve distanza, diciamo, no? L'aereo non può essere sostituito, è utilissimo per il turismo, per lo sviluppo e tutto quanto, però va ponderato ovviamente anche alla distanza. Se la distanza è facilmente raggiungibile da un mezzo di trasporto pubblico, cioè non vediamo il motivo che si devono aumentare le tratte nei voli corti. Questo per quanto parla per il discorso dell'aeroporto. Molto chiaro. Bassano. Bassano è venuto fuori un grandissimo problema. C'è stata una strumentalizzazione privata-pubblica, quindi anche con la politica in sé. Una grande area che viene chiesta a utilizzo di capannoni, quindi una cementificazione. Ovviamente dove? Vicino al nuovo casello della Pedemontana. E adesso attualmente progetti per nuove lottizzazioni commerciali, industriali praticamente vicino ai caselli della Pedemontana per agevolare il trasporto su gomma, ovviamente, si stanno moltiplicando. Problema, non è che nascono nuove aziende, sono aziende che si spostano, quindi abbandoneranno capannoni e vi dicendo in zone più lontane per andare a cementificare qualcosa di nuovo. Le vecchie zone ovviamente saranno zone tendenzialmente abbandonate, noi non abbiamo un'imprenditoria... Abbandonate e cementificate, come ha detto il nostro che abbiamo intervistato, la persona che abbiamo sentito. La fermo un secondo, Bruttomesso, se no mi cade la linea perché abbiamo Giusy da Treviso. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Al tuo ospite. Allora, volevo dire al signor... Bruttometto, che una volta non potevano bruciare la legna, quella che arrivava dai fiumi, perché è inquinata dalle fabbriche che buttano fuori di tutto e di più, dai concimi, dai diserbanti che arrivano dai fossi dei contadini quando danno queste cose qui, che non si poteva bruciare perché non è insomma a posto questa legna qua, ma perché è inquinata. E poi come ho sentito, che nell'alveo dei fiumi i rami secchi dovrebbero tagliarli tutti, perché solo quelli che dopo arrivano a Jesolo, che ha detto il sindaco che solo per levare le ramaglie ci vorrà 200.000 euro. Questo è il discorso. Non so come fanno a dire che si può prendere quella legna e bruciarla. Questo è il discorso. E in tutto ci vorrà 1 milione di euro per mettere a posto anche lì a Jesolo, va ben quello. Il concime, i diserbanti che arrivano nei fiumi
inquinano anche la legna, non si potrebbe bruciarla. L'ho sentita dire da uno, insomma, che se ne intende, ecco, in televisione. Vi ringrazio. Sì, grazie Giusy, sentiamo come commenta Bruttomesso. Sì, beh, soprattutto nelle piene parliamo di legna fresca comunque che si trova magari abbattuta dalla forza del fiume. E in realtà sì, una legna secca assorbe qualcosina, ma non assorbe tanto. Giunge tanto la notizia di studi dicendo che siano così inquinate la legna all'interno dei fiumi. Certo, bisogna ricordare una cosa, la gestione e il taglio dei fiumi fa parte del genio civile, demanio pubblico. Pianificano ovviamente i tagli da un lato, dall'altro, all'interno del gretto. Una cosa che a noi non piace tanto, perché tante volte veniamo imputati come gli ambientalisti che non vogliono la pulizia dei fiumi, vi dicendo, non è così. Noi sappiamo benissimo che serve la pulizia, però dobbiamo ricordarsi anche una cosa, la gestione della pulizia viene fatta in un certo modo e la legna che viene tagliata, spesso e volentieri, c'è un'attesa che cresca proprio perché c'è anche un business della legna che viene tagliata nei fiumi, praticamente, e poi viene utilizzata nella biomassa solitamente, quindi viene bruciata già quella che viene fatta adesso, non solo quella che una persona può raccogliere. E quindi io commenterei così il discorso della signora. La gestione, la pulizia nel gretto dei fiumi operata, concessa su appalto dal genio civile, le ditte solitamente poi vendono il legname che va in biomassa. Molto chiaro, anche perché stavo pensando, se abbiamo paura della legna, pensate ai pesci che mangiamo, allora non ne andiamo veramente più fuori, perché allora ci sarebbero da aprire dei punti di domanda incredibili. Abbiamo Giacomo da Cavallino Treporti. Ciao Giacomo. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. E l'opportunità che mi lascia parlare. Io ho fatto nella mia vita tanti lavori marittimi. Negli anni 60, 55, 60, io ero ragazzo, le parlo della Laguna Veneta, c'erano tutte le bricole, non so se il suo ospite le conosca per in montagna, non lo so, le bricole, le segnalazioni dei canali, praticamente i paracari, dicendo qua. Erano tutte in cemento, hanno fatto una legge e le hanno fatte levare e fatte tutte in legno di rovere. Negli anni 90 i Verdi si sono imposti perché dicevano venivano distrutti i boschi, giustamente, perché in parte è giusto mantenere i boschi. E allora il genio civile di Venezia ha fatto una proposta. Allora va bene, li facciamo di plastica e facciamo un prototipo e dopo venite l'organizzazione dei Verdi della politica veneziana. E sono andato a vedere, io li piantavo, le mettevo in ordine, bricole di plastica. Una volta finito il lavoro, ho piantato 4-5 blocchi. No, i Verdi, no, perché deturpa l'ambiente e non è giusto. Allora cosa facciamo? Mettiamo un po' di rovere. Allora cosa dovremmo fare dei Verdi? Non sanno neanche loro cosa vogliono. Grazie, buongiorno della sua ospitalità. Grazie. Buongiorno. Grazie Giacomo. Caro, prego, Bruttomesso. Sì, sinceramente la storia delle bricole, che so benissimo cosa sono, non conosco i vari sistemi. Spesso e volentieri quando vado a Venezia e quando ho anche girato per la laguna ho visto la differenza tra quelle che ci sono ancora in cemento e quelle in plastica. Sinceramente non lo sapevo questa cosa qua, ma immagino che ovviamente il mercato inventa e ricicla, magari vi dicendo anche nel passato plastiche, PVC e vi dicendo che derivavano più. È una cosa normale, ma magari qualcuno immagino l'abbia proposto per utilizzarle al posto delle bricole, ma questa cosa qua non lo sapevo. Sinceramente comunque lasciare una plastica che fa il suo corso di deterioramento all'interno dell'acqua non credo sia una cosa molto salutare, diciamo, neanche per l'attività dell'iticoltura che viene ancora in parte fatta in laguna, no?
e quindi non so, se poi ci sono delle microplastiche e vi dicendo, poi in automatico mi viene in mente, non so, le moieche che si mangiano e automaticamente se hanno la microplastica all'interno ce la mangiamo anche noi. Sicuramente la gestione delle bricole in laguna è sempre stata una gestione secondo me buona delle foreste. Ovviamente se sono fatte tutte in rover, noi sappiamo benissimo che ormai i roveretti da noi non ce ne sono di coltivati e ci vogliono un lunghissimo tempo perché crescano, e quindi molto probabilmente l'utilizzo di bricole in cemento e vi dicendo è anche per la mancanza di questo legname qua, che altrimenti avremmo dovuto importarlo. Questa è una mia riflessione ovviamente. Abbiamo Maurizio da Arre. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno al signor Bruttomesso. Io vorrei intervenire su questo argomento. Allora, innanzitutto io mi trovo d'accordo su alcune cose per quanto riguarda la differenziata e tutte queste cose qua, la pulizia dei fossi e dei canali eccetera, però non sono d'accordo quando i Verdi obbligano o cercano di obbligare, come ha detto il Senato europeo, che vogliono le case green. Allora, una persona che ha un monoreddito, come cavolo fa a provvedere per questa cosa? Io non sono d'accordo, assolutamente, la trovo una spesa eccessiva, questo se lo può permettere chi ha la possibilità, ma non potete inculcare a tutti quello che state facendo voi, ok? Voi Verdi oppure cose. Poi per quanto riguarda le macchine green, le macchine, quelle elettriche, sono quelle più pericolose, è un dato di fatto, delle macchine a benzina. Quindi io non posso permettere né una casa green e neanche una macchina a benzina. Devo andare in mezzo a una strada perché voi state inculcando la gente in questa maniera. Mirella, mi dispiace lo sfogo, ma io dico quello che penso. Buona giornata a tutti, ciao di nuovo. Grazie Maurizio, serve a questo la trasmissione, il confronto, il dialogo diretto, se no come facciamo a confrontarci? Il contraddittorio è giusto che ci sia? Prego, Bruttomesso. Sì, capisco benissimo la telefonata del teleascoltatore. E allora, è un processo che ci vorrà del tempo per arrivare a soluzioni di una macchina ecologica e via dicendo, e soprattutto delle case. Allora, non c'è nessuna impostazione che da oggi e domani deve essere così. La legge europea sulle case a basso consumo energetico prevede delle multe all'Italia, come tutti gli altri paesi, solo se non viene raggiunto che il 17% delle case siano a basso consumo di classe. Quindi cosa vuol dire il 17%? È pochissimo in realtà. Quindi vuol dire che il 70% delle persone dovranno avere una classe energetica diciamo molto bassa, tra virgolette, non dico senza classe energetica, ma una classe energetica bassa. L'Europa comunque prevede anche per ogni Stato l'obbligo che lo Stato metta a disposizione di fondi per chi non ha la possibilità e vuole ovviamente fare una ristrutturazione della casa, di un appartamento e via dicendo. Ci sono dei fondi stabiliti per quelli che non possono permetterselo. Ovviamente se questi dovranno fare una ristrutturazione della casa, altrimenti ci sono persone che non fanno ristrutturazione delle case da 40 anni, quindi alla fine non vedo dove sia il problema, diciamo, in questo momento qua, di dover sostituire la casa. Il discorso, mi collego un attimo anche sul discorso del consumo di suolo, no? Noi ovviamente siamo per ristrutturare le case esistenti, per esempio, ma anche concedere una certa verticalità, per esempio, per creare anche un piccolo aumento, diciamo, in certi posti, ovviamente che non siano case storiche, ovviamente qua va oltre i verdi, va anche un discorso di tutela della cultura, del turismo, dei centri storici, ma nelle periferie per riqualificare, vi dicendo, con classi energetiche migliori e dare la possibilità anche a, diciamo, piuttosto di espandersi arealmente nelle costruzioni, cercare di mantenere quello che è stato consumato e anche una certa verticalità. Ovviamente nel momento in cui tu vai a ristrutturare o ricostruire, ovviamente è il stesso mercato che ti dà i materiali che sono già, come si dice, innovativi per avere un risparmio energetico e via dicendo. Quindi è proprio il futuro, cioè non costruiremo più le case come
10-20 anni fa, saranno costruite con materiali nuovi, che siano ristrutturazioni, che siano ovviamente case ex nuovo, vi dicendo, ovviamente i materiali sono già cambiati adesso e cambieranno ancora in futuro. Quindi in automatico, nel momento in cui tu andrai a costruire, si troverà la situazione di avere una classe energetica più bassa della casa, più alta, scusate, della casa. E dice anche un'altra cosa, più ci sono ristrutturazioni, più c'è la richiesta di materiali sul mercato, meno costano anche i materiali. Adesso alcune categorie spaventano la gente dicendo costa di più fare questo, costa di più fare quell'altro e vi dicendo. Nel momento in cui vai a cambiare un semplice telaio, il telaio è già una classe energetica più alta. Costa di più di una volta, è vero, costa di più il materiale, abbiamo avuto delle crisi economiche, vi dicendo, ma non è l'idea dei verdi, dei green europei che spingono sulle case a basso impatto energetico che ha fatto schizzare i prezzi. Anche se tu non le facevi, non avresti costruito praticamente a classe energetica alta, comunque i materiali per costruire oggigiorno, in un modo o nell'altro, costano tanto. Molto chiaro, allora ringraziamo e salutiamo Enrico Bruttomesso, portavoce Europa Verde. Grazie Bruttomesso, perché è stato anche molto chiaro, ci ha spiegato anche delle cose importanti. Ogni mattina noi impariamo qualcosa da tutti, indipendentemente da tutti gli ospiti che abbiamo. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie anche ai telespettatori. Grazie, pubblicità. Vi presento subito due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Cristian Sassaro, Presidente Associazione da Spreco a Risorsa. Grazie veramente Cristian di essere qui con noi. Saluto anche Luca Pierobon, Sindaco di Cittadella, secondo mandato Lega. Buongiorno Sindaco, che piacere averla ospite. Buongiorno Mirella, grazie dell'invito, buona giornata a tutti i suoi ospiti. Allora Sindaco, anche quest'anno lei ci deve fare il regalo di Natale, prima di Natale, chiamare il senatore Bitonci e chiedere se per cortesia può dirci quando arriverà anche quest'anno il 5 per 1000. Ecco, lei ci deve fare questo regalo, visto che ha la linea diretta, glielo chiediamo a nome di tutte le associazioni perché siamo un po' disperati come al solito, perché per noi è molto importante questo 5 per 1000 e so che lei lo farà, perché anche l'anno scorso se è arrivato abbiamo saputo qualcosa, è stato merito del sindaco Piero Bo e questo ne va dato atto. Allora io inizierei proprio da questo sindaco, proprio per far capire l'importanza del mondo del volontariato, sindaco. Questo mondo meraviglioso, però con questa nuova burocrazia, ecco, con questi cambi di nomi in continuazione, ecco, si sta mettendo un po' all'angolo. Ecco, cosa sta succedendo secondo lei? Perché colpire proprio questo mondo che è in prima linea? Abbiamo visto anche col Covid l'importanza che non ha mai chiuso i banchi alimentari, siamo andati nelle case a portare le borse rischiando anche la nostra salute, eppure questa burocrazia che ormai ci sommerge, in pochi ce la fanno a rimanere a galla. Prego Sindaco. Ma allora diciamo che il problema che abbiamo in Italia è il problema che noi facciamo di tutto un'erba un fascio. Nel senso che noi prendiamo il volontariato e lo consideriamo ogni associazione di volontariato uguale alle altre. Invece ci sono delle differenze enormi tra associazioni ed associazioni. Ci sono associazioni che sono strutturate, che hanno dipendenti, che hanno quindi un'operatività totalmente diversa dalla classica associazione che noi siamo abituati ad avere in Veneto. Ed è chiaro che quando si va a fare una normativa specifica per il settore si prendono in mezzo tutte, senza però fare quella distinzione che è necessaria. Io penso oggi per esempio alle associazioni sportive che con la riforma appunto che è in atto andranno in crisi importante, perché quello che purtroppo il governo, il Parlamento non si rende conto è che queste sono associazioni di volontariato, cioè le persone che hanno a che fare, lavorano ogni giorno, sono volontari, non sono retribuiti. Magari hanno qualche rimborso spese se per caso utilizzano la benzina della propria auto per andare da una parte e andare dall'altra, ma al 99,9% è prettamente volontariato. È chiaro che devono riuscire a modificare la normativa, altrimenti il rischio importante è che molte associazioni di volontariato spariscano.
cioè chiudono i battenti perché non riescono più a stare in piedi, in particolare, ripeto, quelle del settore sportivo. Cioè noi non possiamo considerare una società che milita in serie importanti con società che invece fanno volontariato con i ragazzi, con i nostri bambini del territorio. A me, guardi, per fare anche un po' di polemica, no? Mi sembra sempre che queste persone, che chi va a fare queste normative, probabilmente nel volontariato ci abbiano lavorato poco, abbiano avuto poco a che fare con quello che è il dai, mondo del sindaco, ma va che ci crediamo davvero? Ma sai che anche noi abbiamo la stessa idea? Che questi non sanno neanche cosa voglia dire il mondo del volontariato? Tanti anni fa. Però chi è come me, no, parte dagli scout, dalla Proloco, eccetera, eccetera, ma questo è tipico dei veneti, cioè se noi andiamo a chiedere a un veneto, probabilmente su 10 veneti ne troviamo 7-8 che hanno a che fare o direttamente o indirettamente col volontariato. Probabilmente chi fa la normativa si è dimenticato, ecco, come funziona, tutto qua. È stato molto chiaro, la ringrazio sindaco proprio della sua schiettezza, perché è uno dei pochi, come dico sempre, che piace alla Mirella, perché dice la verità, cioè è diretto, dice quello che pensiamo noi che siamo addetti ai lavori, cosa sta succedendo, cosa ci stanno facendo. Allora andiamo a sentire proprio Cristian Sassaro da Spreco a Risorsa, questa associazione, così la conosce anche il sindaco Piero Bo. Andiamo a vedere. Oggi siamo stati premiati appunto dalla Regione Veneto per aver sviluppato questo logo che vedete, che è l'emporio, è il logo degli Empori Solidali della Regione Veneto, che ha vinto il concorso, e oggi c'è stata la giornata regionale che ha accomunato tutti gli empori solidali, i 28 empori solidali della Regione Veneto, quindi è la prima volta che ci troviamo tutti assieme per parlare appunto di carità, di spreco alimentare, di recupero e appunto di bene comune verso gli indigenti, verso le persone che hanno più bisogno. Si sarà la prima di una lunga serie, ecco, quello che qui la Regione tiene tantissimo, appunto non solo dare cibo, dare alimenti, fare recupero alimentare, ma anche contatto umano, sportelli di lavoro, ricerca lavorativa, ascolto, proprio accompagnamento della persona in genere. Ecco, noi abbiamo ad oggi 700 nuclei familiari che seguiamo nella nostra provincia e abbiamo 110 associazioni del territorio che vengono da noi ogni settimana a prendere merce da destinare appunto a persone in stato di indigenza. Intanto complimenti anche per il logo, meritata vittoria. Allora Sassaro, come commentiamo le parole del sindaco Luca Pierobon e quello che riesci a vedere in questo territorio? Tu sei molto fortunato perché lui ha la fortuna di avere anche tanti giovani, forse perché sei partito con un prete giovane, me lo diceva prima, forse partirò anche a me con un prete giovane, non so cosa dire. Prego, esatto. Sassaro. Dopo vediamo per dove parti, ma intanto buongiorno a tutti. Ma ecco sì, noi siamo una realtà abbastanza fortunata, nel senso che comunque collaboriamo con tantissime realtà del territorio. Ecco, forse la formula che oggi è vincente è proprio quella di lavorare in rete, nel senso che i volontari attualmente in opera su quasi tutte le associazioni sono anche molti anziani perché hanno più tempo, hanno più disponibilità, ma se non riusciamo ad agganciare i giovani abbiamo già perso in partenza. Quindi noi siamo fortunati perché abbiamo l'Istituto Don Bosco di Schio, quindi l'Istituto Salesiano, abbiamo gli scout, abbiamo tutte queste associazioni in cui i giovani sono realmente presenti, perché c'è un oratorio, pensate che quest'estate al GREST sono stati coinvolti 800 giovani per un'iniziativa per gli empori solidali, per queste cose, quindi veramente tanti. Certamente dobbiamo essere attrattivi, nel senso che il giovane non ha bisogno di tante parole, ha più bisogno di fatti concreti, di toccare realmente, quindi da questo punto di vista noi siamo veramente fortunati, ma ci teniamo tanto anche a fare delle visite con le scuole del territorio, no? Anche per spiegare lo spreco alimentare, cosa vuol dire essere indigenti, dove si va ad aiutare, perché abbiamo ancora la concezione della borsetta del parrocchia, no? Ecco, Mirella sa benissimo ecco, che gli empori per fortuna non sono più così, quindi è una cosa che è stata per alcuni versi superata e migliorativa e più dignitosa da questo punto di vista. Bisogna continuare a ricercare, è uno sforzo grande da parte nostra, ma lo dobbiamo fare perché
abbiamo il rischio di inceppare in quel gap che non abbiamo più il ricambio di volontari, e questo sarebbe un dramma per tante associazioni. Ecco, questo qua. Sentiamo il sindaco come commenta le parole di Sassaro. Ecco, anche lui si rende conto che forse dobbiamo stare più in rete, dobbiamo aiutarci di più uno con l'altro, ma la politica ci deve supportare, non ci deve dividere o allontanare. Lei lo sa benissimo il problema che ho io, perché purtroppo qualcuno non vuole ascoltare. Prego, sindaco. Ma sicuramente, innanzitutto non conoscevo l'associazione e complimenti, ma anche grazie, perché penso che ogni tanto anche ringraziare tutti questi volontari che si danno da fare sia una cosa fondamentale, anche perché è una gratificazione, serve a poco, ma un qualcosa dà. Ma io condivido tutto quello che è stato detto, nel senso che i giovani sono fondamentali. Ed è bello che un'associazione abbia tanti giovani, ma i giovani sono fondamentali in tutto il settore, nel senso dal volontariato fino alla politica. E qua poi viene automatico anche il collegamento. Mirella, hai perfettamente ragione, cioè il ruolo che deve avere la politica, qui parliamo di politica amministrativa, quindi di chi amministra i comuni, le province, le regioni, quindi da chi è più vicino all'associazione, è quello di supportare le associazioni. Supportare non vuol dire solo a livello economico, perché magari è chiaro che c'è un'associazione che ha bisogno, però l'aspetto del volontariato, c'è una capacità di ricerca di fondi impressionante da parte del nostro volontariato, e bisogna anche dire che ci sono tante persone, imprenditori e non, che capiscono l'importante lavoro che queste associazioni stanno facendo e quindi danno una mano. Ma poi l'aspetto burocratico, l'aspetto anche di sostegno morale, l'aspetto di cercare di dare una mano quando ci sono le difficoltà, perché è vero che i volontari si fa sempre un po' più fatica a trovarli, anche se molti giovani si avvicinano al mondo del volontariato, però bisogna stare anche attenti a non farli scappare, perché quando uno si avvicina al mondo del volontariato e comincia a trovare inghippi di tipo burocratico, difficoltà nel rapportarsi con le amministrazioni tutte, difficoltà poi di raggiungere quello che è l'obiettivo, non per mancanza di volontà, ma perché ci sono 50.000 paletti in mezzo, è chiaro che il volontario in quel caso scappa, se ne va da un'altra parte. E quindi si rischia di innestare tutto un giro non virtuoso, che fa sì che poi sia difficile trovare il volontariato. Oggi è sempre più difficile trovare persone che hanno voglia di darsi da fare, perché viviamo in una società, insomma non sta a me raccontarlo, dove l'interesse nei confronti degli altri viene dopo l'interesse personale. A me piace molto, e ritorno al discorso iniziale, vedere tanti volti giovani, tante facce di giovani, tanto criticati in alcuni casi, invece sono loro la nostra fortuna e sono loro sicuramente quelli che riusciranno a fare sia il salto di qualità alle varie associazioni, ma anche quelle che riusciranno a dare la continuità a tutte queste associazioni. La rete è fondamentale. Oggi litigare tra associazioni, perché capita, spaccarsi, crearne altre, eccetera, eccetera, non si va da nessuna parte. Oggi le risorse sono scarse, sia umane che economiche, e quindi è fondamentale far rete. Le associazioni che hanno un obiettivo comune, e sono molte, devono imparare a far squadra, cercando anche di limitarsi un po' a quello che è magari la propria responsabilità, nel senso delle decisioni, eccetera, e condividendo con gli altri. Però il far squadra è fondamentale, ma è fondamentale in qualsiasi aspetto della società, tanto in politica quanto nella normalità. Vede, sindaco, lei sta dicendo delle cose molto corrette, proprio anche da politico. Il problema è che molti politici non vanno in questa direzione, anche molti amministratori. Si creano delle nuove associazioni, sono nate anche poco tempo fa, non si riesce a capire perché, tutti che vogliono fare tutto, ma se ci sono già, ma perché non unisci? Ma perché politicamente io devo avere le mie associazioni e sotto, tra virgolette, di volontariato, ma non si va da nessuna parte, perché poi il politico di turno passerà e quelle che rimarranno nel territorio saranno quelle che veramente sono in prima linea,
che hanno dato e che non hanno mai avuto bisogno o poco dei supporti economici anche da parte di amministratori, se non da qualche privato molto solerte o queste grandi famiglie che ci supportano. Però andiamo a vedere invece cosa ha fatto anche il sindaco Piero Bondi di Cittadella, perché ha ringraziato i volontari Covid. Andiamo a vedere. Una serata speciale, una festa per centinaia di persone. Un ringraziamento immenso per chi si è speso nei giorni terribili del Covid per aiutare la collettività. Cittadella ha celebrato i suoi tanti volontari in un evento che ha coinvolto tutte le associazioni del territorio. Dovevamo ringraziare tutte quelle persone che dal 2000 al 2022 grosso modo si sono date da fare per venire incontro alla popolazione nel periodo più duro, penso, della nostra storia, quello del Covid. E quindi ecco, questa sera abbiamo deciso di fare una cena, che sarà una festa semplicemente per ringraziare queste persone a nome di tutta la cittadinanza, non solo di Cittadella ma di tutti i comuni che fanno riferimento all'ospedale di Cittadella. La festa è stata ospitata nella struttura dei volontari di Caunorai, che hanno fatto da padroni di casa in un evento di grande importanza non solo per Cittadella ma per tutta l'Alta Padovana. Volontari Caunorai vuol dire passione e solidarietà per le altre persone. In quei giorni tutto ruotava attorno alla sanità cittadellese, che ha riunito in una grande famiglia l'azienda sanitaria e le associazioni del territorio per rispondere alle esigenze della popolazione. Tutte hanno lavorato insieme praticamente per cercare di contenere il più possibile questa infezione in un momento in cui non si conosceva ed era drammatica la situazione, e dare, ripeto, appunto una risposta naturalmente sanitaria a chi ne aveva bisogno. Abbiamo Raffaella da Paese, poi commentiamo il servizio. Vai Raffaella. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno al tuo ospite. Allora, oggi intanto tanti auguri di un compleanno a te, che sei speciale per noi, perché senza di te tante cose non ci sarebbero, non ci sarebbe la luce. Al tuo ospite volevo dire due cose, se era possibile. Io non sono residente nel suo comune, però posso dirle che nel territorio ci sono tante associazioni, è vero, c'è associazione. Io sono mamma di una ragazza speciale che adesso inizia a pensare di creare un'associazione, chi lo sa, nei prossimi mesi, perché ho bussato a tante porte di associazioni e la mia voce nella disabilità di mia figlia non è stata ascoltata, perché sa, a volte c'è un punto di vista di interesse e di idea diverso che poi fa male ai ragazzi speciali e alle persone speciali. L'unica che ad oggi ha capito la voce e la disperazione come realtà familiare è Mirella. Pertanto credo che ci debba essere un po' la volontà di guardare oltre, perché poi una mancata risposta, un mancato sorriso fa il disastro in una vita di disabilità, dove c'è il bravo e c'è il furbo, dove ci sono cooperative che non si capisce come sono gestite, ma alla fine non c'è mai ascolto. C'è un problema nel trasporto dei disabili, c'è un problema nell'organizzazione di questo trasporto e nella possibilità che ai disabili arrivino le informazioni di eventi. Vuol dire che c'è più un'esclusione che un'integrazione e pochi sanno fare come Mirella. Glielo dico con il cuore, spero che questo possa far riflettere perché nei tavoli le voci della disabilità non arriva come dovrebbe e quindi poi si inceppa il meccanismo. Che cosa mi può dire lei? Grazie Mirella, grazie Rete Veneta e famiglia di Rete Veneta, perché senza di voi noi non avremo la luce. Cara la mia Raffaella, un abbraccio grande, siamo una squadra che cerca di aiutare, ma come ha detto Raffaella è molto faticoso, il sindaco mi conosce bene, sa anch'io le difficoltà che devo veramente incontrare, perché qualcuno, come dicevo, non vuole ascoltare, ma il volontariato deve essere ascoltato, perché è quello che dà e non chiede nulla in cambio se non l'ascolto, quello serio e quello vero. Infatti. Prego. No, sono molto d'accordo con la signora, con la Raffaella. Ecco, vorrei dire che volontariato deve essere prima di tutto un'integrazione. Ecco, noi appunto da questo punto di vista, poi tu lo sai benissimo, ma ci conosci, abbiamo cercato di unire più di 20 associazioni
per lavorare assieme. E da questo punto di vista, visto che lei ha parlato di disabilità, mi dispiace che non sia del nostro territorio, ma ecco, noi poi se vedremo il video vediamo che all'interno degli empori ci sono anche i ragazzi con disabilità che vengono ad aiutare, si integrano con altri ragazzi ma dell'oratorio. Ecco, questa integrazione ci deve essere, questa attenzione. Poi ovviamente è sempre difficile arrivare a tutti i bisogni di tutte le persone, perché ogni persona ha una sua specificità, ha un suo bisogno particolare, però un'attenzione in più questo ci vuole. Ecco, dobbiamo mettere da parte i nostri timbri, i nostri loghi, perché questo è il problema più grande, fare 2 passi indietro e lavorare assieme. Ecco, noi ci siamo dati un obiettivo comune, no? Quindi anche solo nei loghi che non richiamano nessuna associazione, ma è un obiettivo comune, no? Quindi integrare sempre più servizi all'interno di quello che facciamo, però stando appunto dietro le quinte a volte, no? Se questo invece a volte abbiamo quel che dobbiamo essere i primi della classe, noi siamo più bravi, ecco, quelli che sono più bravi. Abbiamo più numeri, politicamente sono più protetti. Ascolta Cristian, tu però volevi anche ringraziare il sindaco Luca Pierobon, e lo farò anch'io dopo, per questa iniziativa che ha fatto. Ecco, quasi quasi ci spostiamo a Cittadella, perché forse è l'unico sindaco che ha capito che qualche volta, ecco, riunire anche con un grazie questo mondo del volontariato e fai capire che esiste e che anche questo sindaco ha ringraziato non sarebbe male. Cosa dici, Cristian? Sì, veramente dovrebbero essere più sindaci che fanno queste iniziative, promuovono queste, perché stare insieme è quello che muove un po' tutto, no? Quindi da lì nascono le idee. Ecco, intanto volevo dire al sindaco che noi come Emporio collaboriamo anche con Cittadella, quindi può stare tranquillo, con l'Emporio di Cittadella siamo già in rete e anche questa settimana ci siamo incontrati, collaboriamo. Come si sta aprendo, se hai grandi. Anche gli amministratori che ti sono vicini. Però ecco, veramente queste iniziative dove volontari diversi stanno insieme, lì nascono nuove idee, c'è bisogno di stare insieme per far nascere queste cose, e secondo me deve essere d'esempio quello che ha fatto il sindaco di Cittadella, perché c'è bisogno, soprattutto dopo il Covid ha fatto benissimo, perché il Covid ognuno giustamente stava un po' dentro le proprie sedi, adesso abbiamo bisogno di andare fuori. Allora andiamo a vedere anche questo video, come funzionano gli empori. I prodotti alimentari in eccesso, invenduti o prossimi alla scadenza possono trasformarsi da spreco a risorsa per chi ne ha più bisogno. Possono anche essere prodotti con vita lunga, ma non vendibili per difetti all'imballo, pezzatura non conforme o perché superano le quote di mercato consentite. L'Associazione da Spreco a Risorsa e la Cooperativa Sociale Verlata collaborano per recuperare e distribuire le eccedenze alimentari che altrimenti andrebbero sprecate. Quotidianamente i nostri furgoni fanno il giro dei supermercati o dei produttori per recuperare i beni invenduti, stoccarli e farli arrivare a persone in stato di necessità. I nostri donatori sono punti vendita della grande distribuzione, produttori alimentari o organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Le donazioni spaziano dai cibi secchi ai prodotti freschi, fino ai prodotti per il benessere e la salute. Particolare impegno è dedicato alla gestione dei congelati. Con il nostro progetto capofila Eccedenze sotto zero, in partenariato con Unicom, carne, pesce o prodotti affini vengono congelati direttamente nei punti vendita prima della loro scadenza naturale, allungandone l'opportunità di consumo. Altre donazioni provengono dai carrelli solidali, da collette alimentari, donazioni private o fondi nazionali ed europei. Le eccedenze recuperate vanno a rifornire i nostri empori solidali, diretti a Schio e Tiene e indiretto a Villa Verla.
Un emporio diretto è organizzato come un vero e proprio supermercato, ma i beni a disposizione non hanno un valore economico, bensì un punteggio. I beneficiari accedono autonomamente e fanno la spesa tramite una tessera caricata a punti, nella misura prevista dal loro progetto di accompagnamento. Oltre alla spesa, l'Emporio offre servizi di educazione alimentare, centro di ascolto, assistenza fiscale e sportello antiviolenza. Negli empori diretti viene svolta anche un'attività di inclusione lavorativa di persone con disabilità. L'emporio indiretto invece non accoglie direttamente beneficiari, ma funge da centro logistico. Svolge la propria attività distribuendo gli aiuti alimentari tramite un sistema capillare di realtà no profit, che si approvvigionano a Villa Verla e distribuiscono poi negli sportelli periferici dislocati nel territorio. I beneficiari sono persone o famiglie in stato di necessità economica o sociale. L'accesso agli empori richiede una procedura formale o la presa in carico da parte dei servizi sociali del comune di riferimento. Sono molteplici gli effetti degli empori solidali. I beneficiari ricevono un aiuto concreto. Gli enti pubblici integrano i servizi di sostegno alla popolazione. Gli esercizi commerciali e produttori alleggeriscono gli oneri di magazzino e smaltimento e possono usufruire di sgravi fiscali. Le associazioni no profit mettono in moto percorsi di solidarietà. Diminuisce il volume dei rifiuti prodotti, riducendo l'impatto negativo sull'ambiente. Io penso che sia molto utile far vedere questi video, questi servizi, per far capire l'importanza di queste associazioni, l'importanza della colletta alimentare. Guardate che la povertà sta aumentando in maniera incredibile, la politica non viene mai a farci visita, forse dovrebbe più visitare i banchi alimentari per rendersi conto in quale stato anche il nostro territorio sta vivendo. Questi banchi alimentari che continuano a crescere, ecco, ce ne sono di nuovi perché c'è una domanda che è incredibile e se non ci fossero anche queste associazioni, ecco, io non so anche la politica come darebbe risposta. Cosa ne pensa, Sindaco? Tu Mirella sai perfettamente com'è la situazione in Veneto. Noi pensiamo che il Veneto sia, anzi è sicuramente una regione ricca, e pensiamo che appunto la povertà non esista o riguardi fasce di popolazione, non so, gli extracomunitari e cose di questo tipo. Purtroppo non è così. Cioè, anche i dati in Veneto non sono dati così tanto confortanti, perché si parla di circa un 5-6% di famiglie sotto la soglia di povertà, straniere e italiane. Quindi la situazione è molto complessa. Gli empori solidali, adesso noi abbiamo quello da noi si chiama il Medio Brenta, perché poi in un territorio un po' più ampio sono fondamentali, ma sono fondamentali poi anche tutta quella rete che si crea attorno, perché comunque dalla Caritas, dall'associazione che comunque si occupa di dare dei pasti a qualcuno. Guardate, c'è un sommerso, chiamiamolo, ma che è dovuto a una dignità delle persone esagerata, secondo me, che tendono a non alzare la mano, a dire abbiamo bisogno, dateci una mano, che queste associazioni riescono ad intercettare. A me capita spesso di parlare con persone che fanno fatica a rivolgersi per esempio al comune, che può comunque dare una mano sotto l'aspetto economico, magari pagando le bollette, queste cose qua, perché appunto hanno paura, vergogna, preoccupazione, tutte queste cose che non ci dovrebbero essere. Io quando parlo con i miei cittadini che sono in questa situazione dico sempre che noi siamo una grande famiglia, cioè noi siamo una famiglia di 20.000 abitanti dove c'è chi sta meglio e chi sta peggio, e chi sta meglio deve
per forza dare una mano a chi sta peggio. La cosa fondamentale però è riuscire, ecco, ad intercettare. Una delle mie preoccupazioni più grandi è quella di accorgermi tardi di qualcuno che ha bisogno, quando magari le cose poi sono irrecuperabili. Non possiamo permettercelo. Noi viviamo in un territorio che, come abbiamo raccontato fino adesso, tra associazioni, comunque amministrazioni, eccetera, c'è un'interazione importante. Non possiamo permetterci, ecco, che in un territorio importante come il Veneto, soprattutto sotto l'aspetto sociale, ci siano persone che non vengano aiutate. A me fa Vede, specie... Sindaco, però qua mi dispiace aprire questa parentesi con lei, ma so che lei mi capirà benissimo. Noi dobbiamo cambiare il registro del ruolo dei servizi sociali. Allora non è possibile che noi abbiamo i servizi sociali che chiudono il venerdì alle 13 e fino a lunedì mattina non se ne parla. Dobbiamo fare un censimento delle persone in difficoltà. E questo lo fanno anche i banchi alimentari, perché hanno nome, cognome, indirizzo delle persone che sono in difficoltà. Anzi, dovrebbe essere un aiuto ai servizi sociali questi banchi alimentari. Le pari opportunità, che devo ancora capire cosa fanno e chi sono. Io le ho 50 metri di distanza dentro la provincia. Se le avessi viste una volta, a venire a vedere com'è la situazione, le ho invitate qua, perché io invito tutti, non si vedono. Sindaco, la politica è entrata troppo anche nel mondo dell'associazionismo ed è entrata a gamba tesa con la gamba sbagliata. Questo è quello che dico io, perché adesso vedremo delle coperture proprio, e qui prego Sassaro di spiegare cosa vediamo, sono proprio le coperture del Festival dell'Emporio Solidale a Venezia, che tu adesso spiegherai. Andiamo a vedere le coperture. Guardi, Sindaco, e poi spieghiamo. Dove siamo, Sassaro? Beh, qui siamo a Venezia. È stata la prima giornata diciamo, prima volta nella storia che tutti gli empori regionali si sono incontrati. Ecco, qui dove vediamo adesso c'è stata la premiazione del famoso logo che abbiamo visto prima, che in qualche modo ha messo in rete anche un attimo tutti gli empori. È stato un primo incontro un po' così, diciamo che è stato un esperimento, che sono buono, ok? Sono più buono di Mirella. Lui è buono, poi io faccio la cattiva, lui fa il buono adesso. No, fatto piacere che ci siamo incontrati tutti, questo è stata la cosa positiva. Certamente dobbiamo migliorare, cioè dobbiamo dialogare di più tra empori, e tu lo sai benissimo che cerco di farlo in prima persona, che è una cosa a cui tengo tanto, perché se ci chiamiamo rete regionali degli empori solidari dobbiamo essere una rete, se no siamo qualcos'altro. Siamo, come dicevamo prima, una delle tante associazioni, ma allora non siamo più rete. Dobbiamo fare rete, non ci dobbiamo mai stancare di dire questa cosa qua. Siamo solidali con gli altri, non siamo solidali tra di noi. Dobbiamo fare questo passo indietro, dobbiamo essere prima solidali tra di noi e dopo saremo solidali con le altre persone, se no non funziona. Hai visto adesso negli ultimi mesi abbiamo iniziato a fare queste distribuzioni tra empori, ecco una cosa a cui tengo tantissimo. Vediamo anche le immagini, la copertura, e qua devo ringraziare veramente Cristian Sassaro, questa copertura, che sono andati anche i miei volontari a ritirare queste derrate alimentari molto importanti. Adesso vediamo anche la copertura, perché è molto importante far capire l'importanza di fare rete. Se io ho di più do a te. Ecco, qui ci sono i miei volontari che stanno caricando nei furgoni, adesso li vedremo nel video che manderemo, proprio per cercare di capire l'importanza di aiutare. Però Sindaco, io adesso le racconto la storia, perché Sassaro è buono, io invece faccio sempre la cattiva, ma non per demolire, per cercare di migliorare, ecco, di fare una critica positiva. È la prima volta che ci troviamo tutti quanti a Venezia, gli empori alimentari. Ci hanno messo su un posto, Sindaco, io ero con dei ragazzi fragilissimi, dei bambini, che per arrivare ho dovuto prendere un taxi perché avevano problemi alle gambe, confinati in un'isola deserta dove non è passato neanche il cane, perché questa è la verità, Sindaco, ascolti la Mirella,
non riuscivamo neanche a entrare tutti per vedere anche questi video meravigliosi, perché ce n'erano uno più bello dell'altro che tutti gli empori avevano portato, ma soprattutto non siamo riusciti a fare squadra, come dice lui, perché non siamo riusciti a conoscersi. Eravamo divisi anche là, su un posto infernale. Allora io ho detto, ma scusate, ma non potevano accogliersi in piazza San Marco con tutto quello che abbiamo dato anche nel momento del Covid, a far capire anche alla società, perché c'era il mondo del volontariato, confinati, relegati in un'isola sperduta. Cioè, ma le sembra normale? Cioè, io spero che quest'anno, siccome sono stata l'unica a dire queste cose, tutti hanno paura di parlare, invece bisogna parlare per migliorare. Cioè che quest'anno cambi, perché abbiamo bisogno di conoscerci, di parlare tra di noi, che la gente ci veda, di prendere anche dei ragazzi giovani che si avvicinano. Questo serve la visibilità, perché i politici quando hanno bisogno di visibilità vanno al mercato, nei centri storici, nelle grandi città, cioè noi confinati. Cioè, sindaco no, mi dica la verità, guardi che è la verità quella che... È vero o non è vero? Sì, no, è vero. Ecco, no, perché sembra che io racconti, invece bisogna dire la verità per migliorare naturalmente. Prego, sindaco. Ma adesso io non entro nel merito perché non conosco e quindi bisogna anche stare attenti a quando si parla non conoscendo, che poi si rischia sempre di far danni. Ma trovo, se è così, lo trovo una cosa un po' assurda. Quello che posso dirvi è: ma la prossima volta pensate di fare la cittadella? Noi siamo nel centro del Veneto. Ah sì, vai, veniamo dove... se questa è l'accoglienza che abbiamo visto con lei, meglio che facciamo la proposta. Abbiamo Gianfranco Valeri in linea, sindaco, se non mi cade la linea. Vai Gianfranco. Prego. Sì. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno caro. Buongiorno ai suoi ospiti e buongiorno signor sindaco. Signor sindaco, lei fa parte di un partito di maggioranza, è un sindaco giovane, però la burocrazia diventa sempre più pesante. Volevo il suo parere. Una volta la politica comandava, dettava le sue regole e tutto, adesso detta le regole solo quando fanno i comizi, però quando vanno nella stanza dei bottoni con l'evento della Bassanini la politica fa un passo indietro. Io ho visto una trasformazione quando è andata in vigore la Bassanini con la politica, una cosa indescrivibile. Ecco, poi giustamente la Mirella prima ha detto che al venerdì i servizi sociali chiudono e si immagini, è una cosa vergognosa, secondo me è semplice da risolvere. Si fanno le associazioni di comuni, certi servizi si hanno bisogno H24 si devono fare, e se no che cambiano la politica purtroppo tante volte deve anche prendere delle scelte non diciamo impopolari da una parte, però popolari per la gente. Cioè, volevo il suo parere, ecco, quando comanda la politica e quanto comandano i dirigenti, e più andiamo su e più non dico niente, la politica deve mettersi da parte, deve dettare le regole lui. Basta, la Bassanini secondo me ha fatto anche tanti danni. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie Gianfranco, scusa se ti ho fatto aspettare qualche minuto in più, dovevamo appunto finire il discorso. Prego sindaco. Sì, allora Gianfranco ha ragione, forse conviene raccontare, perché lui parla di Bassanini, magari non tutti la conoscono. È una riforma epocale che è stata fatta nelle pubbliche amministrazioni, però parliamo degli anni 90. Quindi se vi ricorda qualcosa forse no, l'inizio anni 90, Tangentopoli, cose di questo tipo. Quindi un periodo buio, diciamo, sicuramente della politica e per l'Italia tutta. È una normativa che ha creato una dicotomia importante, una differenza importante tra quello che è l'aspetto chi fa politica e chi invece è il tecnico in amministrazione. Allora, pur condividendo la telefonata quanto ha detto Gianfranco, perché ha perfettamente ragione, noi politici oggi contiamo, anche se non sembra, molto poco. Si fa fatica, noi possiamo dargli degli indirizzi, poi i modi di raggiungerlo, i tempi eccetera eccetera vengono dettati da chi invece è la parte, diciamo, burocratica all'interno dell'amministrazione. E questo, guardate, per uno che viene dal mondo del lavoro privato, io lavoro in banca, quindi ogni giorno ho il
il mio lavoro e quindi vedo come funziona diciamo, la normalità nel privato, poi arrivare nel pubblico ci si scontra effettivamente con delle cose che possono anche non aver senso. Detto questo però, io ritengo che quella legge non sia totalmente sbagliata. Prima il politico era arrivato, no, a fare il classico favore, mi piaci, non mi piaci, riduciamoci a questo, si andava in cerca di qualcosa ancora di peggio, e quindi il politico faceva o non faceva. Non dovrebbe essere così, anzi non deve essere così. La pubblica amministrazione è al servizio di tutti i cittadini, che siano essi giovani, vecchi, di un partito, di un altro, di qualsiasi etnia, cose varie. Noi dobbiamo essere a disposizione di tutti, e quindi l'aspetto di togliere, ecco, il potere politico dell'ingerenza, diciamo, dell'amministrazione dovrebbe, ecco, favorire questa. Servirebbe un po' una via di mezzo, anche perché poi l'aspetto negativo è che non si parla tanto, no, dei sindaci con l'abuso d'ufficio, eccetera. Ci sono tutta una serie di reati che purtroppo la magistratura sembra vada a cercare con lanternino, perché poi quando si va al giudizio molti vengono assolti o addirittura non si arriva neanche ad andare in giudizio. Comunque il politico rimane poi diciamo responsabile anche di cose dove effettivamente c'entra poco. Andrebbe un po' rivista. Sono passati gli anni, molti anni, perché parliamo appunto degli anni 90, quindi probabilmente andrebbe ricalibrata su quella che è la realtà odierna. Dubito però, ecco, che un Parlamento si metta oggi ad andare, ecco, ad andare a decidere sulla Bassanini, sulle eventuali modifiche da fare o non da fare. Per quanto riguarda però il discorso di Mirella, permettimi solo un inciso sui servizi sociali, abbiamo un'opportunità però, perché la Regione Veneto sta facendo nascere gli ATS, quindi i servizi sociali calma sindaco, qua la voglio, grande sindaco. Chi riuscirà a entrare nelle ATS? I servizi sociali dovrebbero arrivare ad essere di competenza strettamente delle amministrazioni locali. Quindi se la normativa funziona e se i servizi sociali diventeranno prerogativa delle amministrazioni locali, naturalmente con i denari, perché senza denaro non si fa nulla, è chiaro che la sensibilità cambia, e quindi io... Ma sindaco, ma come si fa? Ma mi scusi sindaco, allora io ho qua associazioni di volontariato iscritte regolarmente al registro, perciò anche economicamente hanno speso dei soldi, che non vengono minimamente invitate a nessun tavolo di concertazione, mai. Allora lei mi spieghi. Lei sta dicendo una cosa importante, perché cambierà anche questo meccanismo. Chi entrerà? Chi riuscirà a far parte di questo meccanismo? Perché stanno già serrando le file tra di loro. Stanno già serrando le file. Ti escludo e includo. Capisce che così non arriveremo da nessuna parte, perché non riusciremo ad affrontare il tema che ha detto Raffaella, che è aiutare le fragilità. Perché non gliene frega niente delle fragilità. Ha sentito cosa ha detto mamma Raffaele? È la visibilità, il business, perché ci saranno tanti soldi, e stanno cercando di muoversi nella maniera più sbagliata, glielo posso assicurare. Perciò se anche politicamente riuscite a fare un po' di chiarezza e capire cosa sta succedendo, non a caso le ho fatto vedere queste coperture e cosa è successo per la prima volta con tutti i banchi alimentari. Siamo stati umiliati, io mi sono sentita umiliata con questi bambini che non riuscivano a camminare, ma si rende conto, nessuno sapeva niente. Non è possibile. Per far vedere cosa? Per avere la visibilità e dare la visibilità a chi, sindaco? Dobbiamo migliorare queste storie, se no Raffaella rimarrà, anche se aprirà un'altra associazione, non si arriverà a niente. Allora andiamo a vedere anche le immagini, per cortesia dico alla regia, proprio le immagini da banco a banco. Vediamo queste immagini. Ecco qua, cosa stiamo vedendo in questo momento? Beh, a parte la giornata infernale che c'era di pioggia, stiamo vedendo uno degli incontri che abbiamo fatto adesso con gli empori
della rete regionale del Veneto, in cui noi abbiamo scritto, visto che siamo risaliti all'elenco che ci arrivava via mail, abbiamo cercato di, visto che noi abbiamo tanto materiale che mi arriva in eccedenza, abbiamo cercato di destinarlo anche agli altri empori che mai fanno fatica ad andare a recuperarlo, quindi cercando di fare rete tra gli empori regionali del Veneto, io non mi stancherò mai di dirlo. Ecco, questo qui perché? Non perché noi dobbiamo dare agli altri empori perché siamo più bravi, perché certamente non siamo i più bravi, però per cercare di innescare e di dire se io ho qualcosa in più, perché non la devo condividere con gli altri empori se siamo nella stessa rete? Dobbiamo condividere anche queste cose, non solo le cose belle, le cose che tante volte ci troviamo su un palco per dire guarda mi sono bravo, anche no, cioè, dobbiamo proprio condividere, abbiamo bisogno di gesti concreti, perché se no rimangono parole. Allora ci siamo un po' intestarditi e abbiamo detto iniziamo noi, iniziamo a dare il buon esempio. Devo dire al sindaco che questa settimana l'Emporio di Medio Brenta, ad esempio, ci ha portato materiali che lui aveva in eccedenza, quindi c'è stato uno scambio. No? Perché? Perché magari ci sono delle aziende del vostro territorio che noi non abbiamo e quindi scambiare prodotti tra di noi vuol dire aiutare tutte le famiglie del Veneto, non solo le nostre o solo le tue o solo le... Condividiamo, perché condividendo ci risolviamo i problemi uno con l'altro, siamo anche più forti, ci conosciamo di più, cioè, si sta innescando un meccanismo. Anche oggi ci sarà un altro emporio che arriva da noi per prendere. Ecco, dobbiamo veramente mettersi in rete. Io colgo l'occasione anche per ringraziare il Banco Alimentare del Veneto che ci aiuta tantissimo su questo. Questo fa un servizio bellissimo. Però sul prodotto, ad esempio, fresco, che tante volte abbiamo un prodotto fresco che difficilmente dobbiamo recuperare, bisogna avere i mezzi, bisogna avere i frighi, che deve essere anche smaltito velocemente perché sappiamo che è vicino alla scadenza. Ci dobbiamo mettere in rete, dobbiamo fare un servizio di dire finalmente siamo veramente una rete di empori solidali, anche perché siamo più forti e dopo, come dicevi tu, mi sono presa, perché è successo quello lì? Perché tra di noi alla fine ci conosciamo, diciamo la verità. Io li sto conoscendo adesso perché stanno venendo da me, ci stiamo scambiando. Non ci conosciamo, abbiamo bisogno. Dobbiamo anche dire che c'è stato il Covid in mezzo e quindi c'è un po' di... No, arrampicare, non ci conosciamo proprio, anche prima del Covid ci conoscevamo. Nel senso che anche gli incontri da remoto non facilitano un po' queste cose qua. Abbiamo bisogno di conoscerci, se no facciamo parte sì di una stessa cosa ma sulla carta. Ecco. Allora andiamo a vedere la fiera a Cittadella, ecco faremo una fiera del volontariato sindaco a Cittadella, visto che lei ha questi agganci importanti, sa che ne vaga bene a Cittadella, non sappiamo più che santi chiamare. Andiamo a vedere fiera a Cittadella. Allora io partirei semplicemente... Qui nascono le radici della Fiera Franca, 429esima edizione, ma si parla addirittura che le prime fiere franche siano nate addirittura nel periodo del Mura, quindi parliamo del 1220, quindi un mercato franco appunto dalle tasse e l'agricoltura era quella che dettava appunto le regole della fiera. Oggi come allora gli agricoltori, gli allevatori, il mondo agricolo alla base dell'economia di un'intera regione si sono messi in mostra in occasione della Fiera di Cittadella con i suoi oltre 4 secoli di vita. Mostra mercato del bestiame nelle adiacenze del cimitero, sugli spalti accanto alle mura le macchine agricole e le varie categorie del settore e poi il cuore della città invaso dai visitatori che quest'anno hanno superato le aspettative. Oltre a ogni previsione, purtroppo ieri addirittura abbiamo dovuto bloccare le strade perché non riusciva a far entrare più nessuno. Quindi dalle previsioni di 100.000 presenti le abbiamo abbondantemente passate. Si parla di un indotto, di un'entrata di quasi 2 milioni di euro. Sì, probabilmente è una stima, è sottostimata la cosa, perché no, si ragionava sui 100.000 persone che spendono 10-15 euro, probabilmente la spesa è molto superiore e poi sicuramente l'indotto è poi quello che viene anche nei giorni dopo. È chiaro che tutta la gente che viene poi ritornerà a Cittadella per incrementare quella che è l'economia del territorio e poi anche la presenza oggi, anche sabato, di tutte le categorie economiche dell'Alta Padovana è un segnale, ecco, dell'importanza del punto di riferimento che Cittadella è per un territorio molto importante. Prego Sindaco, come commentiamo? Complimenti intanto per queste iniziative, prego. Beh, grazie. Partiamo da un numero importante che non è stato detto nel servizio, i 1000 volontari.
perché una manifestazione di questo tipo, e ritorniamo al volontariato, riesce a stare in piedi perché ci sono circa 1000 persone che hanno collaborato volontariamente per la sua realizzazione. E diciamo che dopo il Covid c'è un ritorno a vivere, c'è un ritorno, per fortuna, un ritorno dell'economia, perché la fiera sì è bella per passare 2 giorni in tranquillità e spensieratezza, ma l'obiettivo fondamentale, e poi insomma l'ho detto del servizio, è quello di far muovere l'economia, perché dietro quelle bancarelle che vedete ci sono artigiani, commercianti, agricoltori, famiglie che lavorano duramente, dipendenti che prendono gli stipendi, quindi riuscire a far muovere un'economia anche grazie a una fiera è una cosa fondamentale, perché poi il volano è importante, no? Quando la mia attività va bene vuol dire che pago gli stipendi, chi prende lo stipendio poi lo spende nel territorio dove vive, nei negozi dove vive, e si crea appunto questa catena economica che porta un beneficio importante a quello che è il territorio. E qui diciamo che noi siamo fortunati in Veneto perché abbiamo delle grandi fiere importanti, storiche a cui la gente è molto affezionata, ma soprattutto sono affezionati gli operatori economici. Molto, molto chiaro, però Sindaco, ecco, dobbiamo, come ha detto lei, ci sono squadre che si muovono assieme, ecco, bisogna fare rete tra il mondo del volontariato, amministrazioni, politica, perché anche la politica ha un ruolo molto importante, ma soprattutto far capire che questo mondo del volontariato non può essere penalizzato. Io non posso mandare a imparare a fare il volontario anche una sicurezza a persone di 80-90 anni che cercano di dare il massimo. Non si può, ma non si può che poi, Sindaco, tra virgolette, se poi andiamo a vedere chi spiega, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, che forse se metto il volontario di 90 anni a insegnare, forse riesce a far capire di più cos'è il mondo del volontariato, e forse anche questo allontana i giovani, perché non ci conoscono, non sanno chi siamo. Pensi che a un gruppo di ragazzi, soprattutto la responsabile della consulta provinciale giovanile, ho chiesto cosa sono i CEOD, sa cosa mi ha risposto? Presidente della consulta provinciale giovanile, sono residenze per anziani, ha detto così, proprio balbettando. Perciò siamo lontani 1000 miglia da quello che è la fragilità, l'aiuto, il volontariato, l'associazionismo puro, quello di prima linea, e quello che sta facendo invece un business incredibile. Allora, come ci saluti? Cristian, cosa vuoi dire al Sindaco? Che speriamo di andare a Cittadella, se andiamo a Treviso andremo a Cittadella, cosa vuoi che ti dica io? Prego. Intanto voglio dire al Sindaco che mi dispiace per lui, ma se riesce a muovere 1000 volontari dovrà fare il Sindaco a vita, e quindi allora, purtroppo sarà così. Lo promuoviamo allora, lo promuoviamo. Casomai potrà venire da noi a fare un po' di servizio, visto che veramente complimenti per quello che riesce a muovere, ma bisogna essere anche aperti. Vedo che questo sindaco è veramente aperto anche verso le associazioni, che alla fine sono l'anima del territorio. Ecco, non dobbiamo mai dimenticarci che sono veramente l'anima del territorio, e anche i servizi sociali, parliamoci chiaro, senza terzo settore potrebbero fare quel poco che possono fare, sia per un discorso economico ma anche numerico. Quindi i volontari sono veramente un tessuto sociale del territorio, non lo dobbiamo perdere. Ecco, cerchiamo di coinvolgere i giovani, quello sì, lì dobbiamo proprio insistere tantissimo. Ecco, io vi lascio ringraziandovi sicuramente e promettendo che comunque in questa campagna di fare rete tra Empori, questo è stato l'inizio, ma ne sentiremo parlare ancora, perché dobbiamo muoverci. Penso che Mirella sia d'accordo con me, ma dobbiamo muoverci insieme verso questo sistema di lavorare assieme, Ascolta, siccome so che anche tu ci tieni a dirlo, chiedi proprio al nostro sindaco Luca Pierobon l'importanza di sapere quando arriva il 5 per 1000, proprio per quelle piccole associazioni che veramente lo stanno aspettando, perché per loro è fondamentale. Spiega. Sì, il 5 per 1000 purtroppo non arriva mai come tanti pensano a fine anno, inizio dell'anno, ma ti arriva dopo 2 o 3 anni dalla compilazione diciamo dell'ascito, della firma che chi ha voluto donare ha fatto. 5 per 1000 non costa niente farlo, quindi quando andiamo a fare dichiarazione di redditi
firmiamo per questo 5 per 1000 perché veramente va a sostenere attività che è tra l'altro un'attività di volontariato, quindi se doni 10 arriva 10. No? Non siamo nessuno di noi un'associazione così internazionale che ha chissà quali dipendenti da pagare. E quindi veramente andiamo a spingere su 5 per 1000 e speriamo che ci sia qualcuno che lo faccia arrivare in tempo, perché purtroppo lo Stato è veloce a riscuotere, ma è un po' ritardatario nel dare quello che aspetta le associazioni, soprattutto adesso che c'è veramente tanto bisogno. Come ha detto prima il sindaco, chi chiede, ma sono sempre in aumento, io non so più cosa fare. Sono sempre in aumento e una cosa che ci tengo è di dire attenzione anche noi come Empori Solidali, dobbiamo stare attenti a non fare assistenzialismo, anche quello dobbiamo stare veramente attenti. Molto attenti. Ecco, noi siamo partiti anche con gli sportelli di lavoro da un po' di mesi e questo funziona perché dobbiamo essere di aiuto, dovrebbe essere un passaggio transitorio, quello che dà il volontariato. Ma non assistenziale. Non assistenziale, molto perché importante. Questo va a disperdere gli aiuti che devono dare male a qualcun altro. Ecco, quindi speriamo che questo 5 per 1000 arrivi il più presto possibile. Vedremo che anche il prossimo, l'anno scorso l'ha fatto, anche quest'anno sono sicura che il sindaco lo farà, ci dirà la verità su quando arriverà questo 5 per 1000, grazie anche al senatore Bitonci che ha dato risposte immediate l'anno scorso, speriamo la dia anche quest'anno. Allora sindaco, come ci saluta? Beh, intanto ho già scritto al sottosegretario Bitonci, ne ho approfittato delle pause, quindi insomma così vede subito il messaggio. Ma io vorrei concludere dicendo, altrimenti sembra che sia tutto merito del sindaco di Cittadella, che io sono fortunato perché ho un coordinamento delle associazioni a Cittadella che funziona. Negli anni si sono tarati, collaborano molto tra di loro, fanno le loro assemblee, si sono divisi anche per categoria di interventi, quindi riescono a collaborare. Chiaro, non è tutta rose e fiori come tutte le cose, però se riusciamo a mettere in piedi 1000 volontari per la fiera, ma guardate che ho gli 850 persone che sono venute alla cena del ringraziamento per il Covid, tutte persone che hanno lavorato durante il Covid, non solo ospedalieri, ma le varie associazioni del territorio, vuol dire che tra di loro c'è un coordinamento, tra di loro c'è comunque una gran voglia di fare assieme senza litigare, e non è così semplice oggi, perché ognuno poi del proprio orticello ci tiene e quindi tende magari a disinteressarsi degli altri. Invece io ho una fortuna, ecco, che chi è venuto prima di me probabilmente è stato anche bravo a lavorare per far crescere l'associazionismo sotto questo punto di vista. Quindi ecco, il merito non è mai di una persona sola, è il merito di un gruppo, di una squadra, come avete detto più volte voi, e il merito poi arriva anche da anni e anni e anni e anni di lavoro. Grazie, ringraziamo Luca Pierobon, sindaco di Cittadella, secondo mandato Lega, ringrazio tantissimo anche Cristian Sassaro, presidente associazione da Spreco a Risorsa, veramente grazie Cristian di essere qui con noi e veramente di supportare anche questa grande famiglia anche della Mirella che da sola non riuscirebbe a sfamare, e grazie anche a Cristian riesco veramente a consegnare queste idrati alimentari molto importanti. Grazie, pubblicità. Vi presento un altro graditissimo ospite che è l'avvocato Andrea De Checchi, assessore all'urbanistica e alla città dei servizi. Buongiorno assessore, grazie, è sempre un piacere averla ospite, una persona per bene e soprattutto competente in fatto di materia che si occupa come assessorato. Allora, parcheggi, mobilità, stazione nuova, cosa ci racconta assessore, com'è la storia? Beh, intanto il piacere è mio e ti ringrazio sempre dei complimenti, della stima che è assolutamente reciproca. È un momento, devo dire, di grande fermento a Treviso per quanto riguarda i temi della mobilità, della viabilità. Abbiamo in questo momento un cantiere di grande importanza che è quello che riguarda il rifacimento della stazione, che ha creato, devo dire, qualche disagio inizialmente, ma che adesso è andato a regime. Del resto, immaginare che un cantiere di quella portata i primi giorni possa non portare qualche piccola criticità è qualcosa che può sostenere chi non si occupa di opere pubbliche di un certo rilievo. Dobbiamo guardare anche ai benefici che
avremo una volta che queste importanti opere saranno terminate. Le stazioni sono storicamente un posto critico e uno dei motivi una delle motivazioni, delle ragioni che possono aiutare a rendere meno critiche le stazioni è la cultura del bello. Avere stazioni rinnovate, polifunzionali, con mobilità intermodale, che possono essere frequentate al di là del semplice attendo il treno, attendo l'autobus e riparto, aiutano a far sì che questi luoghi possano diventare dei veri e propri luoghi di convivialità, dove ci si possa anche fermare a leggere un libro in una pausa di lavoro, piuttosto che attendendo il mezzo che ci si aspetta, una colazione di lavoro. Quindi luoghi che sono sempre più coerenti con lo sviluppo della città, e dove c'è questo tipo di coerenza, questo tipo di facilità nella frequentazione, questo tipo di frequentazioni, sempre più le stazioni diventano vivibili e meno appannaggio di soggetti che magari non hanno voglia, che hanno voglia di rompere le scatole. Allora abbiamo Nadia da Treviso, la nostra Nadia. Vai Nadia. Ciao Mirella e buongiorno al signor De Checchi, che non mi ricordo adesso che funzione ha in comune. Assessore urbanistica e la città dei servizi, che vuol dire anche mobilità. Volevo chiedere, quando verrete a metterci questi punti luce in strada dei tappi che ci avete promesso? Ci avete promesso che venivate, io non vedo ancora niente a tuttora. Allora saranno piccole cose, però non vogliamo essere dimenticati. Dopo volevo chiedere come sarà la viabilità a Porto di Fiera quando sarà costruito questo complesso che gli ex mulini Mandelli. È già stretta adesso, è già problematica che c'è sempre la coda. Cosa farà nel futuro? Grazie, arrivederci e aspetto. Legittimo, legittimo Nadia, niente da dire. Prego, Assessore. Allora, per quanto riguarda i punti luce, il Comune di Treviso ancora qualche anno fa ha deciso di cambiare completamente tutta l'illuminazione della città, passando a strumenti più moderni, come le lampade a LED, e quindi rinnovando tutti i punti luce della città. Lo strumento che si è deciso di adottare per un progetto così importante, perché chiaramente riguarda tutta la città, tutti i quartieri, è stato un progetto di finanza, si dice. Diciamo un appalto, anche se non è proprio correttamente in senso tecnico, un appalto, una concessione molto molto complessa e naturalmente anche molto onerosa. Quando ci si trova di fronte a questi strumenti giuridici è molto facile che il soggetto che arriva secondo o terzo decida di impugnare l'aggiudicazione. Questo è quello che è avvenuto. Noi abbiamo aggiudicato a un'importante azienda nazionale dell'illuminazione. Chi è arrivato dopo ha impugnato la gara. La causa poi si è risolta in modo favorevole a noi, però questo periodo ha fatto sì che 2 anni di questioni giudiziarie sostanzialmente ritardassero l'intervento. Adesso finalmente è definito, la causa è stata vinta e quindi entro i primi dell'anno cominceremo a vedere i primi cantieri di rinnovo dell'impianto di illuminazione di tutta la città. Ora, quanto nel cronoprogramma ci sia via dei tappi, questo magari mi riservo di farlo sapere alla Mirella, così magari la prossima volta che lei interviene glielo può dire la Mirella. Da gennaio comunque partiranno i cantieri, hanno uno sviluppo di 8-10 mesi, quindi diciamo che da qui a qualche mese anche lei vedrà rinnovata l'illuminazione della sua strada. Nadia.
Per quanto poi riguarda l'intervento dei mulini Mandelli, allora l'intervento dei mulini è un intervento decisamente molto importante in termini di riqualificazione. Oggi l'area dei mulini Mandelli è un'area di grande pregio sul Sile, sostanzialmente identificabile come un buco nero, in quanto è appannaggio di sporcizia, di malfrequentazione. Quindi devo dire, interventi di questa natura aiutano molto la riqualificazione della città e aiutano molto anche la riqualificazione di uno dei posti più suggestivi della città, che è la Restera, con tutto quello che porta in termini di turismo, biciclette e attività all'aperto per la nostra città. Come tutti gli interventi di grande spessore, evidentemente un tema traffico ci sarà. Diciamo che l'intervento è tendenzialmente residenziale, quindi il carico di veicoli non sarà così importante, ma comunque ci sarà. Credo che per risolverlo definitivamente dovremo riuscire a portare a termine un'opera che immaginiamo essere assolutamente importante per lo sviluppo della città, e che è la rotonda al bivio di Fiera. Cioè il bivio che da una parte va verso, dove sta dicendo lei, i mulini Mandelli, dall'altra parte va verso Lanzago. Ecco, fare lì una rotonda potrebbe fluidificare tutto il traffico e rendere anche un intervento importante come quello dei mulini Mandelli meno impattante sulla viabilità e il traffico di quell'area. Allora, Assessore, adesso abbiamo risposto alla nostra Nadia, però io vorrei anche parlare in generale come mai in Italia non si copia, copiamo molto all'estero, non copiamo le cose buone, ad esempio lavorare di notte. Lei è anche avvocato, noi vediamo certe situazioni che diciamo ma perché non lavorano di notte? Eppure in altri paesi si fa. Perché noi non riusciamo a essere anche noi veramente tra i primi a portare avanti anche queste esperienze innovative che ci permetterebbero al mattino di non uscire e di trovare quelle code pazzesche con un traffico pazzesco, magari nel fine settimana. Prego, Assessore. Allora, diciamo, abbiamo utilizzato anche noi abbastanza spesso anche gli interventi notturni, proprio dove la viabilità veniva definitivamente interrotta, e quindi c'è la necessità di ridurre al massimo il disagio per i frequentatori delle vie. Devo dire che ad oggi da noi è ancora considerato un intervento emergenziale, cioè dove vi sono interruzioni totali della viabilità e quindi per opere decisamente invasive. Quando tendenzialmente si trovano delle soluzioni alternative di riduzione del traffico, di viabilità alternativa, il cantiere giornaliero è ancora la modalità preferita. Questo legato a un tema evidentemente di costi di cantiere, di sicurezza del cantiere, attività di natura lavoristica dei soggetti che prestano quell'opera. Però sono d'accordo con lei, nel senso che con te, che è una modalità talmente efficiente in alcune circostanze che potrebbe essere utilizzata di più. Speriamo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che riguarda proprio i parcheggi. Parliamo di Treviso, ma è un problema che riguarda molte nostre città da nord a sud, da est a ovest. Andiamo a vedere. Cambio di gestione per i parcheggi a Treviso. Dopo molti anni APCOA lascia ad altre società esterne, ma soprattutto Casugana cambia il tipo di contratto. Per la prima volta dopo molti anni abbiamo voluto radicalmente cambiare l'approccio alla sosta, che da concessione passa ad appalto. Ciò significa che per tutte quelle politiche della sosta che fino all'altro giorno dovevano essere condivise con un concessionario, adesso l'amministrazione può decidere direttamente in maniera più veloce ed efficace. Fine quindi della contrattazione di fatto per ogni evento dentro le mura, ma non è l'unica novità. L'apporto delle società cambierà integralmente anche il sistema da un punto di vista operativo, quindi avremo nuovi parcometri, nuovi sensori, l'individuazione automatica della sosta libera, un'app dedicata al pagamento e all'individuazione dei parcheggi. Si potrà pagare il tempo effettivo, e quindi una rivoluzione tecnologica e anche di approccio culturale e metodologico alla sosta. Previsto anche il raddoppio dei controllori, ultimamente diventati sempre più radi, una rivoluzione che non dovrebbe pesare ulteriormente sulle tasche degli automobilisti. Nessun tipo di aumento della tariffa, quindi tutto questo avverrà a parità di costo per l'utenza. Prevista anche la riscrittura
lettura dei numeri sugli stalli, che al momento rimarranno nelle stesse proporzioni tra blu, gialli e bianchi. Anche questa sarà una di quelle tematiche che noi potremo decidere direttamente, mentre prima doveva essere condivisa con il concessionario. Infine i tempi per il nuovo corso tra vie e piazze. In autunno dovremo entrare a pieno regime con il nuovo soggetto. Allora, Assessore, quello che vorremmo capire è che se finalmente vedremo questi nuovi parcheggi e soprattutto cosa ne pensa di quello che ha detto Nicola Talmi della CGIL, perché non fate un parcheggio all'ex Telecom. Prego, Assessore. Allora, come dicevo in quel servizio, il nuovo bando cambia radicalmente l'approccio alla sosta. Prima era una concessione, quindi la politica della sosta era demandata a un soggetto terzo. Adesso abbiamo richiamato le politiche della sosta a Casugana. Questo significa quello che appunto si stava dicendo prima: maggior rapidità nelle decisioni, maggior libertà di scelta in eventuali giornate gratuite, sosta differenziata, quindi una politica della sosta che non deve essere più condivisa con il soggetto che ce l'ha in concessione, ma che avviene invece per decisione diretta dell'amministrazione. Oltre a tutti quegli aspetti tecnologici a cui si faceva riferimento, quindi il pagamento del tempo effettivo della sosta, la possibilità di evidenziare i parcheggi liberi attraverso un'app, la possibilità di pagare senza il parcometro, che pur rimarrà per un periodo, perché abbiamo un'utenza che evidentemente non è ancora così abituata a utilizzare gli strumenti come le app per la sosta e per altri servizi, quindi per un periodo coesisteranno. Quindi un sistema sicuramente più efficiente e sicuramente anche più sartoriale, che quindi si può adeguare meglio a quelle che possono essere le esigenze anche momentanee della città. Di sosta c'è un gran bisogno, anche perché se vogliamo continuare così come vogliamo realmente fare in una politica di progressiva pedonalizzazione della città, è necessario però far sì che chi viene a godersi in maniera pedonale la nostra città abbia anche modo poi di mettere a riposo il veicolo senza dover fare dei chilometri, il che renderebbe difficoltosa la frequentazione con tutto quello che ne consegue per i commercianti, per la vivibilità della città. Quindi la pedonalizzazione progressivamente alla realizzazione dei parcheggi. Uno dei parcheggi che ci piacerebbe certamente realizzare è quello di Via Dandolo, a cui faceva riferimento Nicola Talmi. Rispetto all'ex Telecom in Via Foscolo, quindi siamo in zona stadio, e al progetto dell'interrato in Piazza della Vittoria, quel parcheggio ha una difficoltà in più essendo area di privati, quindi dovremmo o condividere con il privato che è proprietario di quell'area la cessione dell'area stessa, ovvero immaginare un esproprio per pubblica utilità. Questo naturalmente porta con sé evidentemente dei costi e forse anche dei contenziosi se dall'altra parte non si è d'accordo. Certamente sono anch'io assolutamente convinto che accanto all'ex Telecom, di fianco allo stadio, quindi via Foscolo, accanto alla Piazza della Vittoria, dare una risposta all'area sud attraverso la realizzazione di quel parcheggio in via Dandolo sarebbe sicuramente una cosa da farsi. Certo che Treviso è piccola, Assessore, però come me lei è trevigiano, la conosciamo benissimo, abbiamo queste aree immense, proprio però purtroppo molte di private, se non riesce a capire cosa si può fare. Penso all'ex Enel, ad esempio, a 2 passi dal centro storico, una vita che se ne parla, ma un buco nero della città incredibile. Oppure anche quello vicino alla Restera, l'ex consorzio agrario. Ecco, come mai non si riesce a trovare proprio un dunque tutti assieme per andare avanti in queste aree? Dopo arriva il privato e costruisce. Prego. Allora, il tema fondamentale sono i costi, nel senso che quelle aree, ad esempio la prima che ha citata è di un privato, la seconda in realtà è pubblica perché è della regione. Certamente che sono interventi di così grande dimensione che necessitano di grandi investimenti e non è sempre facile naturalmente trovare investitori che abbiano quelle risorse economiche. Certo,
tessuto imprenditoriale di Treviso ha sicuramente delle grandi potenzialità. È una sfida da vincere, devo dire, sulla quale noi stiamo anche prendendo in considerazione alcune soluzioni o alcuni suggerimenti che possiamo provare a dare a qualche interessato o condividere con qualcuno alcune idee. Che lo possa fare direttamente l'amministrazione comunale, questo è da escludersi, perché i nostri bilanci non sono in grado assolutamente di permetterci interventi di quella natura. Allora andiamo a vedere anche questo video. Immobili a Treviso, Vincenzo De Tomaso, Andrea De Checchi. Andiamo a sentire e poi commentiamo. Treviso città tra le più care d'Italia per affitti e vendite commerciali, 1.421 euro al metro quadro rispetto alla media italiana di 1.077 per compravendita e 14 euro metro quadro mese rispetto ai 10 di media del resto d'Italia. Dati presentati a Casorana nell'ambito dell'accordo tra il Comune e uno dei portali immobiliari maggiormente utilizzati dagli italiani. Da un punto di vista commerciale Treviso è sicuramente in crescita dal periodo post-pandemico in poi. Un mercato ambito, considerando i numeri di immobili attualmente sul mercato. Abbiamo in questo momento su tutto il territorio comunale circa un 400-450 unità sfitte tra direzionali e commerciali, quindi parliamo di uffici e negozi. Situazioni diverse per vendite e affitti. Dal punto di vista degli uffici c'è più interesse in questo momento per l'acquisto. Per quanto riguarda i locali commerciali invece si nota una maggiore propensione all'affitto. Imprenditore medio-piccolo, l'identikit del compratore per immobili che vengono in genere rivoluzionati per adattarsi alle esigenze del post-Covid. Più efficienti, più connessi, più comodi per chi lavora in un ritorno all'ufficio dopo il tempo dello smart working, con aziende che per questo puntano a tornare in centro dopo le delocalizzazioni periferiche. Questa è la cartina dei quartieri più gettonati, dove si nota la presenza di ospedale per fiere selvane e a piani per Santi 40 come attrattori di imprese. Dati che il Comune sta già utilizzando. Trovare anche quella cartina di tornasole che consentisse in un unico contesto di avere accesso ai bandi, vedere come si ottengono i contributi e anche su quale tipo di locale spenderli. 10.000 euro a fondo perduto per allestimenti e avviamento aziendale per un bando comunale che viene costantemente rinnovato. E se il mercato commerciale è attivissimo in centro, questi dati danno una chiara indicazione per le periferie. Non essere troppo esosi e venirsi incontro e superare questo periodo, diciamo, sicuramente non facilissimo per l'economia in generale. Assessore, come commentiamo allora questo servizio? Prego. Ma devo dire, il servizio è di qualche tempo fa, no? Però diciamo che il trend non è particolarmente mutato. Devo dire che è un servizio e sono dei dati che portano a una riflessione doppia. Una, devo dire, ottimistica e di soddisfazione, che è quella data dal fatto che se vi è carenza di offerta è per il gran numero di richieste, quindi vuol dire che la città ha un suo appeal sia residenziale che commerciale. E questo è un dato significativo perché vuol dire che la città sta crescendo. Il dato invece che fa riflettere, deve far riflettere, soprattutto sul versante residenziale, è che questa difficoltà nel reperire residenza, ad esempio sul mercato libero, fa sì che ci sia un evidente problema legato alla casa. Mi spiego meglio. Oggi un appartamento che viene dedicato all'affitto turistico, all'affitto breve, porta a una redditività decisamente maggiore rispetto a una locazione ordinaria. Questo è qualcosa che deve far riflettere perché noi non possiamo pensare di sottrarre in maniera continuativa e massiva un numero di residenze così importanti che sarebbero destinate a un mercato di residenti che invece deve crescere. Allora questo è uno dei canali di intervento, cioè verificare e non incentivare eccessivamente la residenza breve e la residenza turistica. Dall'altro lato credo che
siano maturi i tempi per pensare a un nuovo piano per l'edilizia popolare. Naturalmente questo non riguarda solo Treviso, deve essere qualcosa che parte dal governo, passa per la regione e arriva fino ai comuni, perché noto che vi è sempre più la necessità di trovare degli immobili sia per l'acquisto che per l'affitto che siano sostanzialmente a portata di un ceto medio. Noi abbiamo evidentemente un'esigenza che deve essere residuale e emergenziale, garantita dalle residenze pubbliche, e dopo invece abbiamo una residenza molto costosa che è sul mercato dei privati. Manca e deve essere incentivata quella residenza che possa dare soddisfazione alla classe cosiddetta media, no? Che è quella che è più in sofferenza, diciamo. Esattamente, che è quella che oggi si trova più in difficoltà, perché non è evidentemente sulla soglia dell'indigenza, quindi con diritto a una casa pubblica, per essere chiari, e non ha le possibilità invece di trovare case a un valore di mercato eccessivamente alto. Ecco, quella proposta oggi è un po' carente e credo che bisogna lavorarci. Allora andiamo a vedere anche questa giornata ecologica a Treviso, poi la commentiamo, visto che si parla sempre di mobilità alla fine, perché si chiude la città in determinate zone. Andiamo a vedere. La passeggiata in centro, l'aperitivo all'aperto, le comitive di turisti, la corsetta sulle mura e nei vicoli insolitamente liberi o quasi dalle auto. Istantanee della seconda domenica ecologica a Treviso, stop alle auto dentro le mura fino alle 18 e la bella giornata di sole ha offerto la città nella sua luce migliore per turisti e trevigiani. In parecchi hanno approfittato per fare un po' di attività fisica all'aperto. Sarei molto felice che queste iniziative ecologiche fossero anche più presenti, più diffuse, che venisse fatto di più per questa città splendida. Non sapevo che ci fosse la domenica ecologica, ma comunque noi approfittiamo ogni domenica per fare dello sport. E se non ci sono le auto? È molto meglio, sì, si vive la città in maniera migliore. Noi poi ragazzi apparteniamo alla squadra delle Tinchi Carla Pinarello, quindi siamo sempre sui pedali, però abituatevi a utilizzare la bicicletta, fa bene soprattutto a voi stessi e poi all'ambiente che ci circonda. Tutto esaurito nei parcheggi messi a disposizione fuori le mura. Che abbiamo messo a disposizione molti parcheggi appena esterno mura e quindi siamo soddisfatti. Traffico a momenti sostenuto lungo il PUT, ma sempre scorrevole. I varchi del centro presidiati da una decina di agenti di polizia locale e dagli ausiliari. Nessuna sanzione elevata. In base ai transiti registrati con il Targa System si stima un flusso in città di circa 80.000 persone. Hanno contribuito anche gli eventi sportivi in programma. Ci sono diverse manifestazioni sportive, gioca il Treviso Calcio, gioca il rugby e suggerisco alle persone di arrivare in bicicletta dove è possibile, e poi le Treviso Woman che sono qui in Piazzale Burchiellati e sicuramente faranno vedere il meglio di se stessi. Quando fate queste giornate, sono giornate importanti, impegnativi specialmente per il suo assessorato, cos'è che la preoccupa di più? Allora, dobbiamo dire questo, le domeniche ecologiche sono un atto normativo, no? Cioè la normativa impone di adottare alcune domeniche, alcuni giorni festivi senza il traffico veicolare. Questo per tenere contenuti i livelli di inquinamento. Allora, un provvedimento giusto, non deve essere il provvedimento che porta a dire timbro il cartellino, le faccio e fine. Deve spingere a meditare soluzioni diverse. Allora, quali sono queste soluzioni? È bello vedere la città senza auto ed è bello frequentarla senza le auto, e io credo che i centri storici, soprattutto quelli murati, abbiano una vocazione particolare alla pedonalità e verso questa vocazione bisogna spingere. Però è altrettanto vero che per rendere realmente vissuta un'area pedonale, sembra un gioco di parole, ma bisogna portarci il pedone. Portare il pedone significa riuscire a creare quelle condizioni
di corollario, di complemento alla chiusura del traffico che fanno sì che la persona arrivi per davvero, e quindi parcheggi in area limitrofa, eventi all'interno della città e arredo urbano. Quindi questi tre elementi aiutano a far sì che una città, pur essendo chiusa al traffico, continui a vivere. Vivo queste domeniche ecologiche come una sorta di grande esperimento e di grande prova per quello che potrà essere un domani, quando la città sarà definitivamente pedonalizzata, magari non in maniera così estesa, ma comunque che abbia un ampliamento delle aree Perciò pedonali. il futuro sarà una Treviso pedonalizzata, Assessore? Io penso di sì, penso che a questo si debba arrivare, però ci si deve arrivare progressivamente. Prima i parcheggi, prima l'arredo urbano, una calendarizzazione di eventi che sia attrattiva per il pedone, e dopo contemporaneamente a questo percorso si può pensare di togliere le macchine dalla città. Ma mi scusi, Assessore, questo non vorrà dire anche creare anche un'infrastruttura adeguata? Perché io, per non arrivare con la macchina e avendo anche pochi parcheggi, perché come giustamente lei sta spiegando non è che a Treviso si possa fare di tutto e di più, visto la conformazione che ha anche Treviso, di creare di più delle infrastrutture importanti, una mobilità, ad esempio con i mezzi di trasporto, che siamo molto carenti, in certe zone a una certa ora non arriva più la corriere neppure l'autobus. Ecco, anche puntare molto su un'infrastruttura più adeguata. Prego. I tre pilastri della mobilità oggi sono la mobilità lenta, cioè la bicicletta, il trasporto pubblico e la sosta. Questi tre elementi sono fondamentali per riuscire a fare una pedonalizzazione che non arrechi danno al tessuto sociale e economico della città. Quindi sicuramente un sistema di trasporto pubblico più adeguato, più coerente con i tempi che stiamo vivendo, quindi con estensione serale e anche evidentemente facendo qualche sacrificio. Meglio avere ad esempio un trasporto pubblico che sia più esteso nell'orario e che magari eviti qualche corsa laddove storicamente portiamo a vedere che gli autobus girano vuoti, autobus più piccoli per il centro storico e di natura elettrica, e quindi certamente trasporto pubblico. La nuova stazione ad esempio sarà un elemento fondamentale in questo, perché riuscendo a creare in un unico sito stazione dei treni, stazione degli autobus, una grande stazione per le biciclette e il centro delle piste ciclabili, potrebbe diventare fondamentale per una nuova mobilità trevigiana. Il secondo punto è la bicicletta, quindi creare un sistema di biciclette anche pubbliche, vedi il nuovo bike sharing che stiamo portando avanti per l'utilizzo della bicicletta. Bisogna altresì dire che perché la bicicletta venga utilizzata con efficienza e con continuità dobbiamo lavorare sulle piste ciclabili, perché poi bisogna offrire al soggetto che decide di usare la bicicletta anche la possibilità di farlo in sicurezza. E da ultimo i parcheggi per le auto, e torno a dire sicuramente il via Foscolo, quindi di fianco allo stadio il parcheggio in elevazione, certamente se si riesce il Park della Vittoria, e poi naturalmente se dovremo riuscire anche quello di cui si parlava prima, di cui parlava l'ex consigliere Atalmi, quello di Attandolo. Allora, Assessore, io ho avuto ospite anche l'assessore Boraso della mobilità di Venezia. Dopo quello che è successo a Mestre l'ho sentito molto preoccupato per quanto riguarda l'elettrico. Questo elettrico che, se non si capisce bene, se siamo a un buon punto, se è proprio sicuro, perché a detta dell'assessore Boraso, con quello che è successo le persone hanno paura a salire sui bus elettrici. Ecco, lei cosa ha capito? Ecco, bisogna veramente dare la massima sicurezza prima di dire sì, mettiamo in circolo questi automezzi? Assolutamente, cioè non c'è un'alternativa all'essere sicuro al 100% del mezzo, però come in tutte le cose non bisogna mai prendere un fatto tragico come quello che è accaduto e mettere in discussione un sistema. La mobilità elettrica è fondamentale per la qualità dell'ambiente, la qualità della vita, il risparmio energetico, e quindi devo dire dobbiamo lavorare in maniera molto molto attenta
sulla sicurezza dei mezzi, sui produttori, sui venditori. I mezzi devono essere costantemente verificati, revisionati, devono essere acquistati da soggetti con grandi referenze, con grande capacità produttiva, quindi assolutamente certezza nella sicurezza del mezzo. Questo però non può far mettere in discussione un sistema di mobilità avveniristica e futura come quella elettrica. Ecco, abbiamo visto anche in questi giorni però cosa può succedere con con questa pioggia, che tanta acqua in pochissimo tempo, che mette proprio a repentaglio anche la sicurezza e la mobilità, perché non bisogna cercare di spostarsi il meno possibile da casa se sei in zone pericolose. Ecco, in questi giorni lei che appunto ha la mobilità, cosa ha visto? Cos'era che la preoccupava di più? Ma devo dire, io Treviso fortunatamente non ha avuto, Treviso Comune, non ha avuto in questa tornata di maltempo grandissimi disagi, però voglio dire, non è che ci si può limitare in una valutazione. Può essere sempre fortunati. No, esattamente, non si può limitare a un accadimento per noi fortunato e sfortunato per altri, e in ogni caso non si può sempre guardare al proprio orto, ma bisogna avere lo sguardo un po' più ampio. E devo dire, sono preoccupato perché mi rendo conto sempre più che quello che ogni tanto si diceva o si dice negli incontri, nelle riunioni, il clima sta cambiando, il mondo sta cambiando, però molto spesso lo si dice così, quasi come frase fatta, perché di circostanza lo si dice, lo dicono tutti, lo diciamo pure noi. La verità è che lo viviamo sempre di più sulla nostra pelle, no? Io facevo proprio l'altro giorno... Veloce, Assessore, perché siamo in chiusura. Una sciocchezza, ma che può dirla tutta. Le fiere di San Luca sono appena passate, no? Qui a Treviso, che è un appuntamento storico per tutti noi trevigiani che andiamo fin da quando eravamo bambini. Io ricordavo quando andavo alle fiere, quando facevo le medie, le elementari, mettevo il piumino buono, cioè il capo più pesante che a cambio stagione si comprava. Basta, no? Devo chiudere, adesso andiamo invece con la t-shirt. Ringraziamo tanto l'avvocato Andrea De Checchi, assessore all'urbanistica e alla città dei servizi. Grazie Assessore, è stato con noi. La posta di Mirella.